Buongiorno e ben trovati in una nuova puntata di Sveglia Trieste. È sabato, è il 15 giugno, faremo subito la rassegna stampa di un'ora prima dell'arrivo degli ospiti, leggeremo quindi i giornali ma vedremo anche subito il meteo. Gli ospiti sono Francesco Russo alle 8 del Partito Democratico e poi invece l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi alle 9. Andiamo a vedere il tempo per oggi e per i prossimi giorni con uno sguardo anche alla situazione generale attraverso il sito dell'Osmer. La coda di un fronte atlantico interesserà la regione nella giornata di sabato portando aria più umida e instabile in quota. Da domani l'anticiclone si consoliderà sul Mediterraneo portando da lunedì tempo stabile e progressivamente più caldo anche sulla nostra regione. Il tempo per oggi sulla costa cielo poco nuvoloso, sulla pianura variabile, sulla zona montana nuvoloso, possibile qualche locale rovescio già in mattinata. Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi più probabili sui monti ma possibili anche sulle altre zone, venti di brezza sostenuti nel pomeriggio, temperature minime tra i 17 e i 19 gradi, le massime tra i 22 e i 24. Il tempo per domenica, domani il 16 giugno, sulla costa cielo sereno, sulla pianura poco nuvoloso, sulla zona montana cielo in genere variabile con nuvolosità più consistente sulle prealpi e in Carnia, dove saranno possibili piogge e qualche rovescio isolato, specie nel pomeriggio, venti di brezza sostenuti per tutto il pomeriggio, temperature minime tra i 18 e i 20 gradi, le massime tra i 24 e i 26. Il tempo anche per lunedì, dopodomani, lunedì 17 giugno, pianure costa, cielo sereno poco nuvoloso, in montagna cielo in genere variabile con maggiore nuvolosità nel pomeriggio, quando non si escludono deboli piogge isolate, più probabili eventualmente in Carnia, venti a regime di brezza, le temperature sono progressivamente in aumento, le minime toccano i 20 gradi, le massime i 26. Vediamo anche la tendenza per martedì 18 giugno, un cielo sereno su tutta la pianura, tutta la costa, sulla zona montana poco nuvoloso, venti a regime di brezza, temperature ulteriormente in aumento fino a toccare le minime i 21 gradi e le massime i 27, poi sapete che poi i gradi percepiti sono sempre un po' di più. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano locale Il Piccolo, spiagge più aree libere, concessioni quindi, la regione ha definito le linee guida sui bandi, la qualità dei servizi peserà per l'80%, pronte entro l'estate le procedure per le assegnazioni che potranno valere a partire da gennaio del prossimo anno, porzioni di spiaggia libera che non potranno essere inferiori al 10% della concessione, salvaguardia dei posti di lavoro, diritto di prelazione in caso di preminente interesse pubblico e ago della bilancia destinato a pendere più sul prodotto a disposizione dei turisti, sì alle linee guida della regione, se ne parla a pagina 8 del quotidiano, poi vari approfondimenti e varie reazioni come a grado che dicono difficile inserire zone non a pagamento, si parla anche di mare inquinato, però se ne parla a pagina 28 del quotidiano perché arriva l'ordinanza comunale per stoppare la balneazione in alcune aree di Muggia, poi più tardi lo vedremo meglio appunto del perché di questa decisione. Spazio anche alla cronaca, la Luminosa è partito lo smantellamento della vecchia struttura, se ne parla con l'articolo a pagina 27, giù da 69 a 42 milioni, il municipio estingue quasi il 40% del suo debito, l'articolo a pagina 22, viticoltori a difesa del Prosecar e scontro sulla DOC speciale, l'approfondimento a pagina 29. Le scorribande a caccia di Salatini sui tavoli si sommano a quelle dei piccioni, gli esercenti non ce la fanno più, è una lotta quotidiana, attenzione ai gabbiani, vedete spunta il cartello al bar a Trieste, a pagina 25 l'articolo che poi vedremo, insomma sapete la lotta dei gabbiani come sapete bene, pronti a prendere un pezzo di panino, di tosto, di pizzetta tra le nostre mani mentre siamo a passeggio fuori. Spazio anche per la cronaca e la politica nazionale, il Papa chiede pace al G7, serve una buona politica, è la prima volta di un pontefice al tavolo dei grandi, parla di pace il Papa ai grandi della terra, per la prima volta un pontefice si siede al tavolo con le potenze del mondo e invita ad una buona politica finalizzata alla pace, chiede di fare attenzione all'uso dell'intelligenza artificiale, dobbiamo impedire che questa limiti la visione del mondo, dice, a realtà esprimibili in numeri e racchiuse in categorie preconfezionate, serve dunque ribadisce l'azione politica.
Draghi è stato premiato in Spagna e sprona l'Europa, più crescita e cooperazione. L'Europa si può salvare, dice Mario Draghi, premiato ieri in Spagna, crescendo di più e rapidamente e con maggiore cooperazione tra tutti gli stati. E poi più l'analisi anche qua che vediamo sempre sull'intelligenza artificiale da controllare come spunto dato dal Papa nel G7, l'approfondimento a pagina 20 del quotidiano Il Piccolo. L'Italia vincere è necessario, sono partiti gli europei e sono partiti con la vittoria di ieri della Germania che ospita, con un 5-1 sulla Scozia che insomma non lascia spazio a dubbi. L'Italia deve vincere, l'approfondimento qui sul quotidiano alle 21, gli azzurri se la vedranno con l'Albania. Quindi insomma partita oggi, stasera, che vede l'esordio degli azzurri. Andiamo anche sul quotidiano nazionale del Corriere della Sera, si parla anche qui di G7, il G7 con Kiev, Putin si fermi, quindi insomma continua a tenere banco la situazione di tensione con la guerra ucraino-russa. Parla il premier Meloni, soddisfatta, l'Italia ha stupito e traccia la rotta, nel documento finale anche il piano Mattei e il traffico di migranti, questi anche parte dei temi del G7. Lo zar, leggi Putin, a noi 4 regioni ucraine e loro fuori dalla NATO, queste le condizioni per la pace dettate da Putin. Zelensky invece commenta così, Putin si comporta come Hitler. Dal G7 in Puglia ancora un monito quindi a Putin, lo zar invece rilancia alla Russia 4 regioni dell'Ucraina e Kiev invece deve restare fuori dall'alleanza NATO. E chiaramente Zelensky a queste condizioni non ci sta, e di qui appunto continua il clima di tensione e la guerra. La ricetta dell'ex premier Draghi l'abbiamo visto prima anche sul Piccolo, Draghi sprona, l'Unione Europea deve aumentare produttività e cooperazione, dobbiamo crescere più velocemente e meglio, è una nuova esortazione quella di Mario Draghi all'Europa, l'ex premier ha ricevuto in Spagna il premio Carlo V, mantenere gli alti livelli di protezione sociale e distribuzione per gli europei non è negoziabile, ha spiegato Draghi, che dice invece sì ai dazi. Spazio alla cronaca nazionale con una vera e propria tragedia a Milano, un incendio nell'officina, prende fuoco il palazzo, 3 inquilini morti, madre, padre e figlio uccisi al terzo piano, la madre, padre e il figlio 63, 66 e 34 anni, 3 i morti per il rogo scoppiato in una officina di auto in via Gambara a Milano, il fumo denso ha poi avvolto l'intera palazzina, il dramma appunto avvenuto nel capoluogo lombardo. Mi risposto sul quotidiano locale, andiamo avanti leggendo il giornale, l'approfondimento subito a pagina 2 con il Papa G7 che fa il suo appello contro la guerra, lo vedete ritratto qui nella foto insieme alla premier Giorgia Meloni. Papa Francesco così parla, al mondo serve una politica sana e sull'uso dell'intelligenza artificiale avverte, la macchina non uccida l'uomo, quindi il G7 scrive una pagina di storia con la presenza per la prima volta di un pontefice, l'accoglienza è calorosa non solo da parte di Giorgia Meloni, è un momento storico, non ringrazierò mai abbastanza Sua Santità per essere qui, ha detto Meloni, ma da tutti i grandi della terra, le strette di mano, poi gli abbracci, commenti di sincera ammirazione, ma il Papa è arrivato in Puglia per raccogliere impegni fattivi per la pace, innanzitutto attraverso quei 10 incontri bilaterali, ma poi anche con quell'appello alla sana politica che deve governare tutti i processi, compresa quindi l'intelligenza artificiale. 10 gli incontri bilaterali della lunga giornata del pontefice, a partire da quello con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il Papa chiede subito di mettere al bando le armi autonome e non è un mistero che il primo uso massiccio, come ha scritto in questi giorni proprio l'Osservatore Romano, si sta verificando a Gaza. Francesco al G7 afferma che nessuna macchina dovrebbe mai scegliere poi se togliere la vita a un essere
a un essere umano. Quindi insomma questi e tanti altri temi al G7, anche insomma nella didascalia preparata e illustrata dal giornale si ragiona sui moniti alla Cina, il cessate a fuoco a Gaza, l'approccio inclusivo per l'intelligenza artificiale, il piano Mattei nell'agenda del G7, la tregua olimpica in vista dei Giochi di Parigi. I leader lanciano l'appello a osservare la tregua olimpica come prescritto dalla risoluzione dell'ONU del 2023. Lo vedete nella foto, lo zar Putin, la proposta che parte proprio da lui. A quanto pare Putin apre alla pace con l'Ucraina, ma rinunci a NATO e Donbass. Zelensky rifiuta ogni possibile trattativa. Di lui non ci si può fidare, dice, è la nuova faccia del nazismo. Dopo oltre 2 anni di conflitto, Vladimir Putin mette le carte in tavola e per la prima volta annuncia concretamente quali sono i suoi obiettivi in Ucraina. Mosca è pronta a cessare le ostilità, a negoziare per firmare la pace se Kiev ritirerà le sue truppe dalle 4 regioni parzialmente occupate dalle truppe russe e rinuncerà a entrare nella NATO. Tutto ciò scatena una serie di reazioni, quindi uno scenario subito rifiutato dall'Ucraina e anche dai suoi alleati occidentali, poiché di Putin non ci si può fidare, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, equiparando il leader russo a Hitler. Lo zar ha parlato nel giorno in cui il vertice del G7 in Italia ha assicurato il sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario e ribadito la necessità di una pace che rispetti l'integrità territoriale del paese. I grandi hanno anche espresso il loro sostegno alla conferenza di pace che comincia oggi in Svizzera con la partecipazione di oltre 90 nazioni e organizzazioni alla quale la Russia non è stata invitata. Un altro trucco l'ha definita il presidente russo, che mira a distogliere l'attenzione di tutti dalle cause della crisi ucraina. Le 4 regioni di cui ha parlato Putin, escludendo implicitamente mire su altre, tra cui Odessa, sono Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Di queste solo Lugansk è controllata quasi per intero dai russi, che da mesi continuano ad avanzare anche in quella di Donetsk. Roma contraria ai fondi per Kiev, non ci sono soldi. Questo un altro monito appunto che gira intorno alla questione della guerra. Il comunicato poi del G7, la richiesta si rispetti la tregua olimpica, la Russia deve porre fine all'aggressione dell'Ucraina, deve pagare i danni che ha causato. Il leader del G7 riuniti a Borgo Egnazia ribadiscono nel comunicato finale del summit l'impegno a sostenere Kiev per tutto il tempo necessario, chiarendo ancora una volta che spetta a Mosca fare un passo indietro, una posizione che viene declinata anche con l'endorsement alla cosiddetta formula di pace di Zelensky, che sarà discussa alla conferenza in Svizzera. È questo lo schema da cui partire per immaginare la fine del conflitto e non la proposta messa sul tavolo da Vladimir Putin, che di fatto verrebbe considerata una resa del paese vittima dell'invasione. E in attesa di una pace ancora lontana, dalla Puglia arriva l'appello alla tregua olimpica, al rispetto cioè della risoluzione dell'ONU adottata nel dicembre scorso. La richiesta è nero su bianco nelle conclusioni del vertice in vista dei Giochi di Parigi che avverranno nel mese di luglio, il mese prossimo. L'abbiamo visto prima in apertura, Draghi sprona l'Unione Europea, ora più crescita e cooperazione, arriva il report di Super Mario per la futura agenda dell'Unione Europea. I 27 Stati si preparano a mettere sul tavolo i nomi per i vertici. L'Europa si può salvare crescendo meglio e più rapidamente, portando i suoi Stati membri ad una cooperazione mai vista prima. Il bivio alle porte, prendere la strada giusta non è semplice, ma non è neppure impossibile. Queste le analisi del giornale appunto per quanto riguarda la visita in Spagna di Draghi per ricevere il premio Carlo V. Stiamo anche sulla politica con Totti che resta ai domiciliari, ma è pronto l'appello. Il presidente della regione della Liguria Giovanni Totti deve rimanere agli arresti domiciliari perché c'è ancora il pericolo di reiterazione del reato di inquinamento probatorio. La decisione l'ha presa il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni, motivandola nelle 4 pagine di rigetto dell'istanza di revoca della misura che aveva presentato il legale
legale di Toti Stefano Savi. Faremo subito appello, sottolinea l'avvocato, sul motivo della pericolosità passa questa idea che chi è indagato e non condannato per un reato sia pericoloso quasi all'infinito. Vorrei capire quanto dura la pericolosità. Anche i PM Federico Manotti e Luca Monteverde avevano dato parere negativo. Ilaria Salis è stata liberata, l'eurodeputata lunedì sarà in Italia per i suoi 40 anni, la svolta che arriva dall'Ungheria. L'attivista italiana ha trascorso a Budapest 15 mesi e 20 giorni in carcere. Ieri mattina la polizia le ha rimosso il bracciale elettronico che portava alla caviglia. La magistratura ungherese potrà chiedere la revoca dell'immunità. Dopo 15 mesi passati in carcere e 20 giorni ai domiciliari, Ilaria Salis è libera, può tornare in Italia, eletta con AVS al Parlamento europeo. L'attivista italiana questa mattina ha ricevuto a sorpresa la visita della polizia ungherese che le ha tolto il braccialetto elettronico alla caviglia e ora potrà festeggiare lunedì i suoi 40 anni a casa con la famiglia. Facciamo i festeggiamenti del suo compleanno a casa, vado a prenderla e me la porto a casa io, ha detto Roberto Salis, che è subito partito per Budapest per quello che si augura sia l'ultimo viaggio in una città che odia. Dall'11 febbraio del 2023 infatti la capitale ungherese è diventata solo la sede della prigionia di sua figlia, arrestata quel giorno con l'accusa di aver partecipato delle aggressioni ai danni di militanti di estrema destra assieme ad altri antagonisti antifascisti. Quello che pensava sarebbe stato un fermo di pochi giorni invece è diventato un incubo carcerario in condizioni disumane e processuale, con il rischio di una condanna fino a 24 anni. C'è la contromossa. Ora la magistratura ungherese potrà chiedere la revoca dell'immunità al Parlamento europeo, che prima o poi potrebbe quindi votare sul caso, ma intanto Ilaria Salis si gode la libertà ritrovata per i suoi 40 anni che lunedì potrà festeggiare con la sua famiglia a Monza. Spezziamo un attimo la rassegna stampa facendo anche rivedere dei nostri servizi dal telegiornale di ieri. Rivediamo precisamente il secondo servizio andato in onda al TG di Tele4, ovvero la rapina avvenuta mercoledì pomeriggio in tabaccheria in via Vergerio, l'ennesima rapina a Trieste, a testimonianza di episodi che continuano purtroppo a manifestarsi. I ladri hanno portato via un bottino di circa 1.000 euro, sta indagando la Polizia di Stato. Vediamo. Sono entrati in tabaccheria armati di coltello e lo hanno puntato addosso all'esercente. L'uomo, un signore di 80 anni, è stato costretto a consegnare l'incasso di 1.000 euro. Poi i rapinatori si sono dileguati. Il grave fatto di cronaca è avvenuto mercoledì pomeriggio alle 17 nella tabaccheria di via Vergerio. Una giornata come tante per l'anziano tabaccaio che insieme anche al figlio gestisce il punto vendita. Ma quel giorno era da solo. Alle 17 sono entrati nel negozio 2 individui. Altri clienti, avrà pensato il gestore, e invece no. I 2 rapinatori hanno estratto i coltelli e hanno puntato la lama contro l'anziano. Fuori una terza persona faceva da palo mentre andava in scena la rapina. Dammi i soldi, hanno intimato i malintenzionati. Il tabaccaio non ha avuto scelta e ha consegnato ai rapinatori circa 1.000 euro in contanti. Intanto però al negozio stavano arrivando altri clienti. Quindi il rapinatore che faceva da palo ha avvertito i suoi che era il momento di fuggire, così è stato. Il tabaccaio, sotto shock, ha chiamato la polizia. Gli agenti sono giunti sul posto e hanno raccolto la testimonianza di quanto successo. Niente telecamere in tabaccherie, neppure in via Vergerio, ma i rapinatori sono fuggiti percorrendo la strada in discesa e passando vicino alla farmacia all'angolo. Lì le telecamere ci sono e sono proprio le immagini del circuito di videosorveglianza della farmacia che potrebbero dare risposte sull'identità dei rapinatori e sul tragitto che hanno compiuto. Immagini che la Polizia di Stato, che indaga sul caso, sta visionando. Intanto proprio oggi il tabaccaio, vittima della rapina, si è recato in questura per formalizzare la denuncia. Bene, questa è la notizia raccontata nel nostro telegiornale di ieri. Torniamo sul quotidiano, eccolo qui. Ai medici di famiglia 4,74 euro ad assistito. La Giunta approva l'accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali. In Friuli Venezia Giulia mancano almeno 150 professionisti. Come prevede l'accordo siglato dalla Regione, ai medici di medicina generale saranno riconosciuti 4,74 euro a paziente. La Giunta Federica ha reso
per esecutivo il documento sottoscritto con le rappresentanze dei medici di medicina generale per definire i criteri per attribuzione della quota variabile del compenso riconosciuto ai professionisti nell'anno in corso. Confermiamo la quota aggiuntiva con importanti risorse economiche della Regione a quella fissata dall'accordo nazionale, fa sapere l'assessore regionale alla salute Riccardi, non senza ricordare che le somme saranno erogate sulla base di specifici obiettivi legati alle esigenze di assistenza sul territorio. Lo scorso giugno la Regione ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale l'accordo sulla definizione dei criteri per la quantificazione della quota variabile del compenso per il 2024 e sul mantenimento dell'incentivo previsto dai precedenti accordi integrativi regionali in virtù degli obiettivi derivanti dalle aggregazioni funzionali territoriali. Tutto questo prima di avviare le trattative per la stipula del nuovo accordo integrativo regionale che dovrà essere siglato in applicazione del nuovo accordo nazionale tra i medici di medicina regionali e le regioni per l'anno in corso. Questa è la manovra appunto in giunta regionale. Credo che siamo già pronti, vedo dagli schermi, per collegarci con la sala operativa della Polizia Locale che possono raccontarci la situazione in città, benché sia molto presto ancora. Paolo Gurtner, ispettore capo della Polizia Locale, buongiorno. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Sì, è prestissimo per tutti, sono finite le scuole, quindi traffico praticamente assente al momento. Ricordo nel pomeriggio dalle ore 18:30 il corteo che partirà dalle Riva Ottaviano Augusto, altezza stazione Rogers, percorrerà le Rive in direzione Piazza Unità, supererà Piazza Unità in direzione Piazza Libertà, via Ghega, per poi concludersi in via Vittorio Veneto. Quindi durante quell'orario probabilmente ci sarà qualche problema in città. Inizia oggi BioEst al comprensorio dell'ex OPP con divieti nel tratto tra il civico 12 di via Weiss fino all'ingresso di via Valerio, un senso unico di marcia istituito in questo tratto di strada, oggi e domani, quindi questa manifestazione. Ricordo che è chiusa la strada di collegamento tra la Costiera e Santa Croce, la vita di Santa Croce, sì, per un problema a una stradale, tipo stradale, con quello che ho capito di un avvallamento che preclude il transito in sicurezza a tutti. E questa sera dalle ore 20 la chiusura dell'accordo autostradale a Sistiana con obbligo di uscita a Prosecco in direzione Venezia e per chi proviene da Venezia direzione Trieste a Sistiana. Oggi e domani, ma domani dovrebbe essere già concluso il lavoro comunque con altro tipo di viabilità, quindi chi ha necessità di recarsi fuori Trieste o venire si informi anche con ANAS e gli altri, certo, canali. Altre cose direi che non ce ne sarebbero, è sempre chiusa Galleria Carso in discesa direzione Trieste e basta. Grazie ispettore Gurtner, e allora buona giornata e un buon lavoro. Saluto tutti quanti. Grazie all'ispettore della Polizia Locale per il consueto aggiornamento che insomma ci ha raccontato anche che oggi comincia la fiera BioEst. Allora torniamo sul quotidiano, il dopo elezioni, si continua ovviamente a parlare di politica, si parla in questo caso di Movimento 5 Stelle, pronti a ragionare sulle regole del movimento, non siamo finiti e Conte non si tocca. Il capogruppo del Movimento in Senato ed ex ministro Patuanelli, chiaro l'esito negativo alle europee, rinnoviamo invece il messaggio politico. E a proposito di 5 Stelle, arrivano pubblicamente le richieste di dimissioni, le chiede Elena Danielis, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, le dimissioni di Capozzella, che avrebbe fatto delle affermazioni, Mauro Capozzella, coordinatore provinciale di Pordenone, esponente, consigliere regionale dei 5 Stelle, avrebbe fatto delle affermazioni pesanti, offensive, ha palesemente espresso la volontà di minare il coordinamento regionale del movimento. Certe affermazioni non sono accettabili, scrive Elena Danielis, tanto più che sono la conferma di un atteggiamento distruttivo che lo stesso Capozzella ha tenuto in diverse occasioni anche di recente. Anche in questo caso, convocato al pari degli altri coordinatori provinciali per fare un intervento,
movimento si è astenuto dal dare un contributo fattivo. Questa attitudine mina l'organizzazione e i risultati della provincia che gli era stata affidata. Ho quindi chiesto pubblicamente, in piena trasparenza, le sue dimissioni. Così Elena Danielis, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle. A quanto pare queste parole espresse da Capozzella sarebbero state carpite da un microfono forse dimenticato acceso, comunque non in collegamento, durante una riunione del movimento stesso, una riunione telematica, e tanti attivisti hanno sentito appunto queste parole che Elena Danielis, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, insomma, ci ha raccontato in questo messaggio. Andiamo avanti con il quotidiano, andiamo a parlare sempre sul piccolo di quello che vedevamo prima, che riguarda molto l'estate ovviamente, perché si parla delle spiagge con le concessioni, con aree libere, le gare entro l'estate, definite le linee guida per la pubblicazione dei bandi, è previsto il diritto di prelazione, contratti in partenza dal 2025, tutti gli stabilimenti balneari coinvolti li si possono visionare anche qui sul quotidiano. Allora, porzioni di spiaggia libera che non potranno essere inferiori al 10% della concessione, salvaguardia dei posti di lavoro, diritto di prelazione concesso solo in caso di preminente interesse pubblico e ago della bilancia, destinato a pendere più sul prodotto messo a disposizione dei turisti che sulla somma versata nelle casse dell'erario. La Regione, dopo mesi di confronto, ha approvato ieri le linee guida per i bandi di gare sulle concessioni balneari in Friuli Venezia Giulia, garantendo in sintesi disco verde alle amministrazioni comunali interessate. Entro l'estate saranno pronte le procedure per le assegnazioni, spiega l'assessore al demanio Sebastiano Callari, che potranno valere come da legge regionale a partire dal mese di gennaio del prossimo anno. Fermiamoci un attimo, continuiamo a vedere anche dei nostri servizi dal telegiornale di ieri. Ieri il terzo servizio del nostro telegiornale è tornato a parlare delle indagini sul caso della motonave Audace, con anche le parole, l'intervento di Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha lasciato una dichiarazione ai microfoni di Bernardo Gulotta. Il punto della situazione dal nostro telegiornale di ieri sera. La Procura della Repubblica del Tribunale di Gorizia ha dato incarico ai militari della Capitaneria di Porto di Monfalcone, coadiuvati da personale degli uffici circondariali marittimi di Grado e Porto Nogaro, di avviare le necessarie attività di indagine volte a chiarire l'esatta dinamica degli eventi ed eventuali responsabilità in ordine al reato di naufragio. E questo quanto si legge nel comunicato diramato nel tardo pomeriggio dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone. A tal fine, si legge ancora, la motonave Audace è stata sottoposta a sequestro probatorio e sono già in corso da ieri mattina gli accertamenti e le attività di indagine. Parallelamente è stata avviata dai competenti uffici della Capitaneria di Porto l'inchiesta amministrativa prevista dal Codice della Navigazione, volta a chiarire le cause del sinistro marittimo. Questa mattina sull'incidente è arrivato anche il commento del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Intanto ovviamente bisogna guardare anche i termini in cui APT ha dato la concessione, capire quali sono i margini di scelta di APT stessa. Dall'altro però mi auguro che si faccia il prima possibile chiarezza rispetto a quanto avvenuto, perché una causa c'è e bisogna capire se c'è anche un responsabile di questa causa, e deve essere fatto velocemente, perché oggettivamente è una cosa inaccettabile quanto è successo. Prima della pausa pubblicitaria continuiamo a vedere la situazione dei balneari. Lignano assicura, Pineta e Riviera verso la gratuità, il grosso delle concessioni scadrà dal 2028, bisognerà lavorare con i gestori in carica. Con il rinnovo delle concessioni demaniali l'Arenile di Lignano vedrà l'implementazione di tratti di spiaggia libera attualmente fruibili soltanto a Sabbiadoro, lo spiega il Comune, anche se il cambiamento sarà graduale perché di fatto esclusivamente 2 uffici spiaggia di Pineta hanno attualmente la
concessione scaduta. Per rimettere in gioco tutta la spiaggia quindi serviranno anni. Le concessioni a Pinete infatti scadono nel 2028 e a Riviera nel 2030. Al momento a Riviera non ci sono previsioni di cambiamento, anzi il concessionario Renzo Pozzo ha sottolineato come da sempre, fatta eccezione per il periodo con le limitazioni per la pandemia, la battigia viene utilizzata liberamente. Abbiamo inoltre in alcuni dei nostri stabilimenti attivo uno sconto del 25% per i residenti. Ci spostiamo a Grado, dove è difficile inserire tratti non a pagamento. Il presidente della GIT Marina è preoccupato, bisogna capire meglio le effettive novità. Così Roberto Marin, che gestisce le spiagge del comune di Grado, si riserva di valutare le linee guida con maggior precisione una volta lette nel dettaglio. Intanto però rileva alcune perplessità. Due gli argomenti che approfondirà per chiarire alcuni dubbi e che al momento suscitano qualche preoccupazione. Sul fronte spiagge libere finora si era parlato di spazi che avrebbero occupato tratti tra un concessionario e l'altro, spiega, dove sarebbero comunque stati garantiti alcuni servizi, penso all'assistenza e alla polizia, un sistema che di fatto in realtà già esiste. Da quello che leggo ora, dice, sembra ci sia intenzione di inserire le spiagge libere all'interno delle concessioni stesse. In questo caso la novità per noi costituirà un problema di non semplice risoluzione. A Grado, ricordo ancora il numero 1 della GIT, a differenza di altre realtà come Lignano, le concessioni sono di piccole dimensioni e in mezzo comprendono chioschi e altri spazi. Se ci inseriamo pure il tratto libero per il pubblico, la gestione diventa complessa. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ma torniamo fra poco con ancora rassegna stampa fino alle ore 8. State con noi. È duro il commento del presidente della regione Massimiliano Fedriga contro quelle cooperative e quegli esponenti politici che in questi giorni criticano governo, quindi prefettura e comune, per la scelta di sgomberare il silos, bonificarlo e sigillarlo. Allo sgombero seguiranno alcuni trasferimenti dei richiedenti asilo in altre città e la predisposizione degli spazi del campo scout di Camposacro per le persone che rimarranno nel territorio comunale. L'argomento è molto attuale e sensibile in città per le numerose vicende che riguardano la fatiscente struttura accanto alla stazione centrale, che a cicli rientra a far parte della cronaca cittadina quando si parla di immigrazione, argomento affrontato ieri anche dal vescovo Trevisi. Quello di Fedriga, come detto, è un commento politico a difesa della progettualità della prefettura. Mi sembra una situazione alquanto particolare. Tutti dicevano una vergogna il silos, che c'è il silos, viene sgombrato il silos, non si può più sgombrare il silos. Non vorrei che qualcuno avesse marciato e volesse continuare a marciare sulla questione silos. Noi l'abbiamo risolta, oltretutto altrettanto particolare perché è una questione che c'è, mi sembra, da tanti anni, anche con governi di colore politici diversi dall'attuale, cioè di centrosinistra, e nessuno aveva mai sollevato il problema in modo così importante. Oggi noi lo risolviamo, il prefetto e il governo nazionale lo risolvono e viene detto che non va bene che sia risolto. Ecco, vorrei capire un po' di cose. Quindi l'affondo contro quelle cooperative che, secondo il governatore, svolgono militanza politica permanente. Poi vedo che ci sono veramente delle cooperative che accolgono i migranti che sono diventate, diciamo, una militanza politica perenne. È un po' strano. La prefettura garantisce l'appalto a delle cooperative che a loro volta attaccano la prefettura in modo vergognoso, anzi ringrazio il prefetto Signoriello, facendo militanza politica. È un po' strano, cioè qualcuno dovrebbe guardarci, è un po' strano che questo avvenga, non ho mai visto una situazione del genere. Io voglio vedere se ci fosse un'azienda qualsiasi privata che prende un appalto pubblico e comincia a incentivare manifestazioni o altre proteste per dire come chi gli dà l'appalto deve dargli soldi e come devono gestire l'appalto. È una cosa fuori da ogni logica di correttezza, almeno di correttezza politica. Il tema del silos è un tema caldo, magari ne parleremo anche con l'ospite fra poco. Andiamo sul giornale ancora, sicurezza e confini presidiati sicurezza e confini presidiati, vertice trilaterale a Gorizia. Nella foto il ministro dell'interno Piantedosi e anche un momento di controllo di militari e polizia di Stato ai valichi dei confinari con la Slovenia. Martedì quindi attesi i ministri degli interni
in Italia, di Italia, Croazia e Slovenia, già arrivato dal Viminale il via libera al potenziamento degli organici delle forze dell'ordine impegnate nei controlli estivi. Dal 1 luglio al 1 settembre saranno inviati da Roma sul territorio altri carabinieri e finanzieri. I rinforzi, fa sapere la prefettura, verranno impiegati prevalentemente nelle aree turistiche di Grado e Monfalcone, quindi più controlli sul territorio concentrati in particolare nelle aree turistiche. La richiesta era arrivata dal prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi. La risposta del ministro Matteo Piantedosi, che sarà proprio a Gorizia martedì prossimo per il vertice con gli omologhi di Slovenia e Croazia, non si è fatta attendere ed è stata positiva. Per un periodo compreso tra lunedì 1 luglio e domenica 1 settembre il Viminale ha dato il via libera al potenziamento delle forze di polizia territoriali con l'aggregazione di carabinieri e finanzieri provenienti da fuori provincia, informa una nota della prefettura, al fine di rafforzare i servizi di controllo in vista dell'imminente stagione estiva. Fonti della stessa prefettura precisano che i contenuti della misura sono stati approfonditi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e che il personale aggiunto alla dotazione ordinaria verrà utilizzato nelle aree turistiche di Grado e Monfalcone, che registreranno i consueti notevoli incrementi della popolazione. Il provvedimento non è dunque conseguente ad allarmi legati alla congiuntura internazionale, né ci si attende un aumento di persone da controllare lungo il confine. Quello che va monitorato è il flusso dei turisti che, come ogni estate, riempiranno le spiagge. Con quanti agenti al momento non ci sono comunicazioni precise sui numeri. Sempre dalla prefettura si fa sapere che è in corso un'analisi delle esigenze dei diversi territori e che verrà successivamente concretizzata la rimodulazione degli organici. In un'altra nota si fa sapere che martedì 18 giugno il ministro Piantedosi sarà in prefettura a Gorizia per presenziare dalle 9:30 il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto Ricciardi. Seconda tappa alle 11, un vertice trilaterale con gli omologhi d'oltreconfine. I ministri dell'interno di Slovenia e Croazia, Bostian Poklukar e Davor Bozinovic. Il contesto è quindi quello di una fase prolungata di controlli almeno fino a Natale sui confini a est. A fine maggio si sono infatti concretizzati gli annunci prima di Roma e poi di Lubiana sulla sospensione di Schengen introdotta lo scorso ottobre. Andiamo avanti con il quotidiano, anche qui ovviamente giustamente si continua a parlare del rischio affondamento della motonave Audace. Qui la vedete in una foto perché è stata ricoverata al porto San Giorgio di Nogaro, e a destra invece una fase dei soccorsi che abbiamo documentato noi in diretta su TV12 e Tele4 il giorno appunto della scampata tragedia. Tra l'altro questo sono abbastanza sicuro che sia il mio braccio che indica qualcosa. Andiamo avanti, da Lignano a Gorizia, show cooking itinerante con chef d'eccezione dedicato ai sapori del Friuli Venezia Giulia. Era stata presentata l'iniziativa promossa dalla Fondazione AgriFood FVG assieme a Promoturismo Friuli Venezia Giulia e con il sostegno di Despar Nord, dove ne abbiamo parlato, se ricorderete, anche nel nostro telegiornale di ieri. Polizia ed esercito sloveni in rivolta contro il mancato aumento di paga. I sindacati accusano il governo Golob che così replica: abbiamo già deciso di mettere 400 euro a testa, quindi subito a rassicurare la categoria, appunto la polizia e l'esercito in rivolta per la questione delle paghe. Andiamo avanti. Voglio raggiungere le pagine più triestine per quanto concerne la nostra cronaca. Giù da 69 a 42 milioni di euro, il municipio estingue quasi il 40% del debito. I mutui passati da 225 a 129, in gran parte contratti con Cassa Depositi e Prestiti, recuperate risorse per la spesa corrente, 700.000 euro per il personale museale. Il Comune di Trieste
compie un'importante scelta finanziaria, estingue anticipatamente una parte rilevante del suo debito per un ammontare di 27 milioni di euro. L'esposizione del municipio scende quindi da 69 a 42 milioni, una percentuale non di molto inferiore al 40%. L'annuncio dell'operazione ieri mattina in sala giunta a cura dell'assessore al bilancio Everest Bertoli. Lo scorso dicembre si era provveduto a una cancellazione debitoria di 7 milioni, per cui nel giro di 6-7 mesi la civica amministrazione ha depennato un totale di impegni pari a 34 milioni. Il Comune aveva in essere 225 finanziamenti che in base a questo taglio comprende 96 mutui, calano a quota 129, durata media residua di 18 anni e 6 mesi. Va detto che il 95% di queste situazioni debitorie è contratto con Cassa Depositi e Prestiti e il 5% col credito sportivo. L'intero monte finanziario riguarda l'effettuazione di lavori pubblici. La decisione assunta per ora dalla Giunta e prossima al vaglio consigliare presenta, secondo Bertoli, immediati e positivi riflessi sul bilancio municipale. Infatti il non dover più corrispondere interessi su una cospicua porzione di debito consente all'amministrazione di liberare risorse. In che misura? Sul semestre che corre dal 1 luglio al 31 dicembre di quest'anno sarà già recuperato 1 milione di euro, mentre a partire dal 1 gennaio 2025 sull'arco dell'intero anno il Comune disporrà di 2 milioni nei 12 mesi che andranno a rinforzare la parte corrente del bilancio. Vediamo anche gli approfondimenti per quanto riguarda opere pubbliche. Il sindaco Roberto Di Piazza ha improntato la sua ultraventennale azione a intensi programmi di lavori pubblici. Infatti i mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti e con il credito sportivo riguardano la realizzazione di opere, scuole, strade, impianti sportivi. Nelle prossime settimane saranno varate 2 variazioni di bilancio che comporteranno interventi per 65 milioni di euro. Tassa sui rifiuti e luce pubblica, fra le tariffe, il nuovo gestore e le decisioni dopo le indicazioni di Arera e l'incontro con Edison. Giugno sotto pressione per il Comune, soprattutto per quanto riguarda le politiche finanziarie del project financing. Vediamo i principali appuntamenti. Entro qualche giorno Piazza Unità dovrà decidere in merito alla tassa sui rifiuti, la cosiddetta Tari, il cui gestore è Esatto. L'incasso storico effettuato attraverso le rate di settembre e dicembre supera i 30 milioni, secondo solo a quello dell'Ilia, l'ex IMU. Il problema, sollevato dall'assessore Bertoli 2 mesi fa, riguarda il fatto che Arera, l'autorità competente sulle reti, ha concesso alle utility di alzare le tariffe in una forbice fra il 5 e il 13% per rientrare dai costi inflattivi, e anche Acega Sapienza e Anga intendeva aggiornare il quadro economico. In tutta Italia è allarme bollette. A Trieste Bertoli spera ci sia margine per manovrare sul recupero di evasione e elusione, fenomeni che nel territorio permangono consistenti. L'auspicio è che i 112.000 moduli in attesa di essere spediti tra luglio e agosto non contengano cattive sorprese. Un altro impegno importante riguarda l'avvicinarsi del cambio di guardia sulla pubblica illuminazione, lampioni, semafori, videosorveglianza, luminari eccetera. Dal 1 luglio la milanese Edison, che ha vinto la gara subentrando a Citelum, sostituirà Era Luce, controllata da Acega Sapienza e Anga. Una data storica e cifre molto significative. Il project financing prospetta un volano di quasi 100 milioni, se si sommano i 65 dei canoni e i 25 degli investimenti. Mercoledì pomeriggio dovrebbe esserci una presentazione del nuovo operatore ed è prevista la presenza del vertice Edison. Anche ieri mattina, a margine dell'estinzione dei mutui, Bertoli si è augurato che il passaggio avvenga senza criticità. 10 giorni fa la Giunta ha approvato il progetto definitivo relativo alla concessione. Per ultimo la Giunta ha anche approvato il passo parasociale fra i comuni di Trieste e di Padova riguardo la presenza del comitato esecutivo di Era, controllante di Acega Sapienza e Anga. Fino all'approvazione del bilancio 2025 il posto spetterà a Trieste, rappresentata da Marina Monassi. Poi, fino all'approvazione del bilancio 2028, testimone che passa a Padova. Anziano sparito dalla casa di riposo, nei boschi anche i cani per trovarlo. Per Bruno Makarovic, già macellaio a Servola, mobilitati polizia, vigili del fuoco e Capanovi Isontina Rescue. Il piano delle ricerche avviato dalla prefettura a Borgo San Sergio. Ancora in azione le ricerche, e qui anche l'unità cinofila in campo per trovare l'anziano scomparso. Lilli, l'esame del micro
microbiota la strada per arrivare al test. Si torna a parlare del caso Resinovic. La Procura di Trieste è orientata a non autorizzare il nuovo esame sperimentale basato sullo studio del microbiota sui resti di Liliana Resinovic, un approfondimento che potrebbe dare indicazioni sulla data della morte della donna. A pesare sulla decisione della Procura potrebbe essere proprio la fase sperimentale di questo tipo di analisi e quindi l'incertezza. Questo valutando anche i costi dell'esame non esigui, un punto che il sostituto procuratore Maddalena Kergia, titolare delle indagini sulla morte della 63enne, deve considerare. Nei prossimi giorni la decisione in merito verrà comunicata dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, che guida il collegio peritale incaricato dalla Procura di svolgere gli approfondimenti utili a redigere poi una nuova perizia medico-legale. E qui ancora Fedriga che commenta sul Silos: restano i dubbi nell'opposizione, è sostanzialmente il servizio che vi abbiamo mostrato poco fa. Rivediamo la pagina mandata in onda. Ah no, bravo Guido, rivediamo i nuovi bottini automatici che sono stati inaugurati nella giornata di ieri. Un nuovo modo per destinare l'immondizia presentato dall'assessore competente del Comune di Trieste, Michele Babuder. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Assessore Babuder, installata la prima batteria intelligente, compattante, che riduce il rifiuto e quindi aumenta il volume di capienza di queste batterie del centro città. Sostituiranno i politici questi cestini intelligenti, è la presentazione di uno dei primi progetti che sono sostenuti con fondi europei, PNRR, assieme al gestore Acegas APS Amga. Verranno collocate oggi la prima, nelle successive settimane ulteriori 81 cestini nel centro storico, e questo è il primo ovviamente di una serie di innovazioni tecnologiche che coinvolgeranno la cittadinanza e l'amministrazione comunale nel conferimento dei rifiuti. Cestini dei rifiuti tecnologici dotati di pannelli solari che permettono l'autonomia energetica per compattare i rifiuti e quindi ridurre il volume occupato dagli stessi. Una capienza che passa da 125 litri a potenziali 840. I primi 3 bottini sono stati presentati oggi in Piazza Verdi dall'assessore al territorio Michele Babuder e dal direttore dei servizi ambientali di Acegas APS Amga Massimo Buiatti, ma in totale saranno 81 quelli distribuiti nel centro cittadino, 27 batterie in tutto. E si tratta di apparecchi smart che invieranno i dati di riempimento alle sale controllo dell'azienda. Sono anche contenitori che andiamo a mettere in campo, che si sviluppano in una logica di digitalizzazione e di efficienza. Sicuramente è un'efficienza che figlia del fatto che questi contenitori sono sempre connessi al cloud, quindi sono sempre connessi alla control room, e quindi è chiaro che gli svuotamenti possono essere fatti in modo efficiente solo quando abbiamo effettivamente contenitori pieni. Qual è la percentuale oggi della raccolta differenziata e qual è l'obiettivo? Allora, oggi Trieste alla fine del 2023 ha una raccolta differenziata che si assesta al 46% circa, e quindi con tutti questi progetti che stiamo mettendo in pista insieme al Comune di Trieste vogliamo portare questa raccolta differenziata al 2027 a oltre il 63%. E queste le parole per quanto riguarda i nuovi bottini che sono stati installati, e infatti c'è anche qui, lo vedete sul giornale, i più moderni cassonetti in arrivo. In città differenziata al 46%, obiettivo 60% entro il 2027. Questi sono i dati sulla gestione dell'immondizia. Nell'ultimo anno la produzione di differenziata nel comune ha sfiorato il 46% del totale di rifiuti prodotti. Il dato è in continuo miglioramento, considerando che nel 2013 la differenziata non superava il 28% e nel 2021 si stagliava al 43,7%. L'ultimo valore riportato da ARPA e FVG nel 2022 risalente al 2021 parlava infatti di un dato medio del 69% in regione. Il Friuli primeggia con la maggior parte dei comuni sopra quota 65% di rifiuti correttamente smistati, mentre tra le località più virtuose della Venezia Giulia c'è Ronchi dei Legionari con un volume di differenziata pari al 77,4%. Vediamo questo: Gabbiani e Piccioni all'assalto dei bar. Non è una novità, la novità invece è la seconda riga. In centro spunta il cartello di pericolo, le scorribande dei volatili, dei cocai a caccia di salatini sui tavoli, gli esercenti una battaglia quotidiana e sono sempre di più, e qui lo vedete nella foto, spunta
questo bel cartello che già spiega molto di per sé. Poi qui c'è il Cocal. Impuntano il bottino dall'alto, planano giù con precisione tra i tavolini e rubano di tutto, patatine, dolci, tartine, pure intere piadine, scaltri e veloci. I gabbiani sono diventati un incubo costante per molti locali del centro, tanto che sono spuntati grandi cartelli di avvertimento del pericolo sistemati da qualche giorno all'esterno del bar Urbanis per allertare i clienti. La situazione è simile un po' ovunque, si aggiunge ai piccioni che, a detta dei ristoratori, sono diventati ormai veri e propri distruttori, perché agiscono in modo più maldestro degli altri pennuti, spaccano bicchieri, ciotole, brocche e tutto ciò che trovano sui tavoli. I cartelli posti all'esterno del bar hanno attirato intanto la curiosità di triestini turisti, triangoli rossi appesi in diversi punti col simbolo del gabbiano, un'allerta ben visibile, insomma, per evitare che scompaiano stuzzichini e altre pietanze presenti. Ormai, spiega uno dei camerieri, è una guerra quotidiana. C'è chi guarda con ironia agli avvisi, ma almeno ricordiamo alla gente che può capitare. Purtroppo noi non possiamo fare nulla. Rivediamo il servizio che parla della commissione saltata, servizio commissione saltata e relativa polemica. Ne abbiamo parlato ieri nel nostro telegiornale, poi era arrivata anche la risposta del consigliere comunale Mirko Martini. Vediamo il servizio. Sono state diverse nel tempo le frizioni che si sono registrate fra maggioranza e opposizione nelle commissioni consigliari. Oggi un nuovo capitolo che in realtà non ha visto contrapposizioni, poiché il centrodestra comunale più semplicemente non ha preso parte alla commissione odierna, che aveva all'ordine del giorno una serie di mozioni presentate dalla minoranza già da diverso tempo e per cui, vista l'assenza di buona parte dei consiglieri, non ha avuto luogo con tanto di stizza da parte delle presenti. Il mio commento è che se si convoca una commissione consigliare, la prima in questo caso, in cui devono essere trattati argomenti importanti, in questo caso poi c'erano plurime mozioni, peraltro già rinviata in un'occasione, e non ci si presenta nell'aula del Consiglio, può significare solo una cosa, che c'è totale disinteresse al merito delle questioni e mancanza di rispetto anche nei confronti dei consiglieri comunali dell'opposizione, nonché delle persone, del pubblico partecipante interessato al merito delle questioni. Noi abbiamo presentato a fine febbraio una mozione con richiesta di carattere d'urgenza che è stata negata, dovevamo discuterla la scorsa settimana, dovevamo discuterla ancora oggi, una mozione che doveva essere presa appunto al volo a fine febbraio, che sta diventando carta straccia. Ancora di più il Consiglio Comunale di Trieste, la maggioranza di Trieste decide di non discuterla, in una contraddizione profondissima, anche perché a metà maggio, se non sbaglio, è stata fatta una mozione unica in Consiglio regionale in cui maggioranza e opposizione chiedevano al governo la discussione del nuovo fondo amianto. Certo che è assolutamente inaccettabile e imbarazzante il disinteresse per un argomento di questo genere. Avevo intitolato la mozione "Basta essere pazienti", richiamando quella che era la petizione a livello nazionale, perché tutti i malati delle malattie rare stanno sollecitando perché vengano fatti questi interventi. Insomma, basta essere pazienti anche qua a Trieste per queste situazioni, per l'assenza, per il disinteresse. Allora sentiamo a questo punto anche la risposta che è arrivata proprio durante la trasmissione di Sveglia Trieste da parte del consigliere comunale di centrodestra Mirko Martini. Sentiamo. Capiamoci quello che è accaduto ieri, perché io ero presente, perché sono il presidente di quella commissione. Quella commissione è stata fatta in un orario particolare, perché la prima commissione di solito si fa il giovedì alle 12, è stata fatta il giovedì alle 9 perché il sindaco aveva delle necessità per la sua agenda, è stata spostata. Poi il sindaco, povero, non stava bene, non possiamo fargliene una colpa, cioè se uno si ammala non è che se la vuole, cioè ha l'influenza, deve passargli, non possiamo fare altro. Questi non è che stavamo discutendo di questo e avremmo risolto il problema di quello in quella commissione, semplicemente la si rimanda magari di un poco, però comunque si parla dei temi e comunque si lavora
per la città. Quindi verrà riproposta la commissione per i temi? Sì, quella commissione la si deve fare, verrà riproposta al più presto, ne abbiamo già un'altra di commissione in calendario, bisognerà semplicemente riconvocarla. Ricordiamo che la prima commissione ha una peculiarità particolare, cioè agisce rispetto alle altre commissioni in maniera residuale. Oltre ad avere le sue competenze specifiche, ha anche la competenza residuale, cioè tutto ciò che non è affrontabile dalle altre commissioni viene messo nella prima e quindi viene dato al sindaco. Roberto Di Piazza lavora tantissimo per questa città, dalle 7 di mattina alle 11 di sera, e quindi si trova molte volte a venire in commissione anche in maniera molto rapida, e questa volta è andata così. Andiamo a vedere qualche altro titolo prima di chiudere. Ricrestate centri estivi, si liberano 400 turni, la rinuncia da parte di un centinaio di famiglie permette di scorrere la graduatoria. L'assessore De Blasio così dice, stanziamento da 1,8 milioni, ma le richieste comunque aumentano. I sindacati sugli asili privatizzati, è un rischio precariato e rette più alte, è l'argomento che ha tenuto banco alla conferenza di CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL, lo abbiamo raccontato anche noi nel nostro telegiornale di ieri, come abbiamo raccontato questo, lunedì sera alla Luminosa non ci sarà più smantellamento iniziato, arriva quella nuova, verrà demolita a sezioni ma entro metà luglio sarà montata in via Carducci una struttura moderna e tecnologica, e questa è la notizia che vedevamo anche all'inizio. Se ricordate, mare inquinato a Muggia, interdetta la balneazione, lo stop in 2 punti del lungomare Venezia, già programmate nuove verifiche perché i valori oltre i limiti di enterococchi intestinali e di Escherichia coli dopo le piogge. È arrivata l'ordinanza della Capitaneria dopo le analisi di ARPA FVG. Ci fermiamo con la rassegna stampa e ci prepariamo ad accogliere l'ospite Francesco Russo, Partito Democratico, consigliere regionale, che fra poco dialogherà con me, con voi. A fra poco. Bentrovati di nuovo in diretta, Sveglia Trieste, Francesco Russo, vice presidente del Consiglio regionale, Partito Democratico, bentrovato. Buongiorno a tutti e buon weekend. Russo, abbiamo tanti argomenti veramente sul piatto, perché noi abbiamo seguito con una lunga diretta straordinaria sia su TV12 che su Tele4 il fatto della motonave Audace che ha imbarcato acqua, più di 80 persone sono state salvate, per fortuna, a parte 6 ospedalizzati per questioni di un po' di ipotermia, così comunque tutto bene, ma resta il fatto che adesso si chiedono spiegazioni un po' a tutti, alla PT, alla stessa gestione della motonave Audace, insomma la politica si è già espressa su questo, è una cosa che non deve più ripetersi. Beh, intanto facciamo ancora una volta le congratulazioni a Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, perché ho visto anche stamattina, leggevo, quell'operazione di salvataggio è diventata una buona pratica che studieranno a livello nazionale per come sono stati bravi. Però la verità è che si è sfiorata la tragedia, dobbiamo dirlo con grande chiarezza, e a me fa un po' sorridere anche il presidente Fedriga che adesso tuona chiedendo che si faccia chiarezza, perché forse non tutti lo ricordano, ma più di un anno fa io feci 3 interrogazioni in Consiglio regionale chiedendo perché su quella tratta c'erano delle navi che evidentemente non sembravano all'altezza. Prima, se ricordate, c'era la motonave Tanto Russo, vediamo anche il titolo, nessun errore dell'equipaggio, dicono. Ecco, infatti anche questo è indicativo, insomma, no? L'equipaggio, lo dice l'armatore, sembra non aver responsabilità, tanto è vero che il comandante non è stato ripreso. La nave sembra non abbia delle falle, non ci sono buchi, quindi l'acqua è entrata da altre parti, probabilmente da sopra, perché quella barca lì non era adeguata. Io ricordo, appunto, lo feci notare all'assessore Mirante e al presidente Fedriga un anno fa in Consiglio regionale, perché la barca che c'era prima, l'Adriatica, era ancora più evidentemente
una barca inadatta. Queste sono barche, soprattutto l'Adriatica, su questa però in molti sembra dire le stesse cose, tra l'altro c'è anche una segnalazione oggi sul piccolo di un cittadino che ricorda di averla detto. Queste sembrano barche più adatte a una navigazione su laguna, quindi non adatte al mare che qualche volta può essere grosso, però si diceva l'altro giorno c'era un po' di mare agitato, ma non erano condizioni straordinarie. La verità è che purtroppo sembra tra l'altro che l'equipaggio dicesse che già nei giorni precedenti l'acqua stesse entrando e che fossero preoccupati addirittura per il peso eccessivo di alcune biciclette, insomma, che vuol dire che mentre uno sul Delfino Verde ci va ed è tranquillo perché quella è una bella molti barca, fanno questo paragone, no? Ha un pescaggio di chiglia ampio. È un'imbarcazione che sta bene in questo golfo, che non ha nessun problema, che se anche succede qualcosa di terribile, e anzi diciamolo perché poi il rischio è che qualcuno adesso abbia paura a prendere qualunque imbarcazione. No, la verità è che proprio su quella tratta, ma ripeto, l'abbiamo detto un anno fa, quindi io lo ricorderò, martedì in aula solleciterò il Presidente Fedriga a rispondere su questo, farò un'interrogazione proprio su questo tema, perché voglio sapere perché per un anno si è dormito, perché per un anno chi doveva vigilare non ha vigilato, poi spetterà alla magistratura verificare, però sono state date delle autorizzazioni, qualcuno doveva vigilare e quel qualcuno è la Regione e poi a discendere a PT. Non si può scherzare con la vita delle persone in questa maniera. Ripeto, quando poi i segnali da tanti cittadini, tanti operatori erano stati dati in passato, sicuramente sull'Adriatica, ma anche sull'Audace si era detto che nonostante fosse una barca nuova, non sembrava all'altezza di questa navigazione. E ripeto, le interviste fatte a caldo anche a membri dell'equipaggio sembrano tradire una preoccupazione che c'era anche tra coloro che poi lavoravano su quella nave. Sì, beh, si indaga per il reato di naufragio, quindi insomma comunque è stata formulata un'ipotesi per cui si andrà a verificare. Ecco, però ripeto, quello che è più grave è che un anno fa la giunta regionale ha fatto spallucce quando il consigliere Russo si è permesso di ricordare, ma non è che io lo sapessi, me l'avevano segnalato, ho detto ma siamo sicuri che quelle navi lì siano adatte a navigare? E insomma, come sempre si risponde un'alzata di spalle. Cioè lei dice le avvisaglie erano arrivate prima? È un anno, cioè ci sono agli atti. Se uno va a leggere cosa ho detto io e cosa ho scritto un anno fa in Consiglio regionale, c'era già tutto scritto. Allora ci torniamo magari sull'argomento, intanto Russo do anche sfogo alle mail che stanno già arrivando. Buongiorno, vorrei chiedere al consigliere Russo se è stato richiesto al nuovo gestore fornitore dell'illuminazione pubblica della città di Trieste di installare semplici fanali a LED per il basso consumo alimentati da pannelli fotovoltaici. In un'epoca in cui tutti si riempiono la bocca delle parole green, si parla tanto di decarbonizzazione, oltre a ridurre sensibilmente i costi della bolletta e dell'appalto. Perché Edison vince l'appalto della fornitura elettrica pubblica a Trieste? C'è un piccolo approfondimento sul giornale, e anche sull'illuminazione a Trieste si è parlato spesso, no, della sua gestione. Beh, è stato un bando un po' discusso, sicuramente anche noi dell'opposizione, però sulle tecnicalità è meglio chiedere agli assessori competenti. È chiaro che si è sempre detto che qualunque nuovo contratto doveva essere migliorativo, e migliorativo in particolare rispetto all'utilizzo delle tecnologie, il LED ma non soltanto, che devono garantire non soltanto una migliore illuminazione ma ovviamente un abbattimento da un lato dei costi e soprattutto degli sprechi ambientali. A proposito di abbattimento costi, Bertoli ha illustrato, no, la situazione del bilancio con questo appunto abbattimento del debito accumulato negli anni. Poi sappiamo che verranno preparate anche ulteriori variazioni di bilancio nei prossimi mesi, credo per opere pubbliche, insomma per quello che il Comune di Trieste intende portare avanti, e Bertoli insomma ha definito con successo questo tipo di operazione. Vedo che c'è la telefonata adesso, però facciamo un attimo di rispondere Russo, poi andremo anche al telefono. L'assessore Bertoli è bravo quando deve vendere come sue delle cose che non sono oggettivamente dei successi. In particolare, siamo tutti contenti, diciamola così, siamo tutti contenti che il debito del Comune si sia abbassato,
siamo tra i più bassi in Italia e quindi questo è sicuramente da salutare. Eccolo qui, da 69 a 42 milioni, il municipio estingue quasi il 40%, mutui passati da 2,25 a 129. Allora, questo per una famiglia, quando il debito diminuisce, è sicuramente un vantaggio. Quando succede per un comune non è necessariamente un vantaggio. Perché? Perché il debito serve a fare cose. Cioè, la verità è che il fatto che si possa avanzassero dei soldi per estinguere dei debiti in maniera anticipata e che ce ne siano ancora molti altri, perché noi faremo una variazione di bilancio molto ricca per il nostro comune tra qualche settimana. Cosa significa? Significa soprattutto che negli ultimi anni non si è speso. Cioè, la notizia negativa, dietro questa notizia apparentemente positiva, e che in parte lo è, perché ripeto, abbiamo tutti un debito minore, abbiamo circa 200 euro a testa di debito come cittadini triestini, insomma, molto meno di altre città. Ma la notizia invece negativa è che questi soldi avanzano perché negli ultimi anni non sono stati spesi. Perché non sono stati spesi? Ma è abbastanza evidente, insomma, noi abbiamo un sindaco che negli anni è stato famoso per le cose fatte, no? Il sindaco del fare. Negli ultimi anni dello scorso mandato e anche di questo è un sindaco che ha visto bloccarsi tutte le opere pubbliche a Trieste. Pensiamo al tram, pensiamo alla piscina terapeutica, pensiamo alle operazioni sulla fiera, pensiamo a come sono ridotte le strade triestine, i marciapiedi di Trieste, e quindi avanzano dei soldi. E poi voglio ricordare una cosa molto semplice all'assessore Bertoli. Se oggi il comune può fare quell'operazione è anche grazie al fatto che le tasse, e lo dico a un'amministrazione di destra che sulle tasse insiste sempre, le tasse di Trieste, quindi i cittadini che pagano, sono le più alte della regione, sono al massimo. L'addizionale IRPEF a Trieste è al massimo. Quindi diciamo oggi l'assessore ha le tasche piene, ma ha le tasche piene perché ha un po' vuotato le tasche dei triestini. Oh, c'è una telefonata, sentiamo, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Allora, parliamo di tasse, parliamo di persone che chiedono l'aiuto per poter pagare l'affitto, parliamo della miseria, parliamo di soldi che vengono spesi in Portofranco Nord, detto Porto Vecchio, contro legge. Allora, i punti fermi del territorio libero di Trieste sono semplici, che qualsiasi può andare a verificare. Sono il trattato di pace, sono il memorandum di Londra, il trattato di Osimo, che è un trattato bilaterale, difatti nessuno lo tira più fuori. Ci sono gli articoli di legge, la 3054, che fa legge della Repubblica Italiana, e il trattato di pace. E qua non viene eseguito. Un'altra cosa, le tasse. Noi, il territorio libero, nasce senza debito. Noi abbiamo le tasse non solamente alte, ma le più alte anche della regione, illegalmente. Vediamo anche l'IVA. Tiriamo fuori, parlo di legge italiane, non parlo di nembocchi. Legge italiane, la 633, su tutto il territorio dello Stato. Cosa ha determinato i confini della Repubblica Italiana? Il trattato di pace. Grazie Fulvio, grazie. No, mi permetta ancora. Grazie Fulvio, che poi giustamente Fulvio insiste ogni giorno molto su questo tema, ma forse questa volta Fulvio ha trovato un interlocutore, perché lei, Russo, comunque anche da deputato in passato, no, da senatore mi scusi, si è occupato proprio anche della questione di Trieste, dei punti franchi, quindi anzi con anche uno sblocco, quindi insomma forse lei può rispondere meglio. Sì, anzi è uno dei motivi per cui ci siamo confrontati molto anche con gli amici del TLT, e con molti di questi abbiamo fatto anche delle riflessioni che ci hanno portato a condividere una visione. Ma io lo dico così come la dice anche l'ex presidente Zeno D'Agostino, insomma, aver sbloccato Porto Vecchio è stato il motivo che ha permesso poi di spostare i punti franchi lì dove oggi operano, cioè in Porto Nuovo, lì dove le merci arrivano davvero, perché in Porto Vecchio non potevano più arrivare le navi, quindi anche quei punti franchi non servivano, o meglio, se servissero per altri motivi si possono di nuovo riattivare, quindi non è andato nulla perso.
La verità è che dobbiamo guardare al futuro, ecco. Zeno D'Agostino ci ha aiutato, ci ha insegnato a usare quegli strumenti che, è vero, sono stati colpevolmente dimenticati per molti decenni, ma per guardare al futuro e per costruire delle cose. Oggi abbiamo Frieste, abbiamo Varzila, che soprattutto con che anche lì però fumate nere lo scorsi giorni, non si trova ancora l'accordo. Però ecco, insomma, se arriveranno dei nuovi soggetti lo faranno anche grazie alla possibilità di usare in parte i vantaggi della condizione straordinaria che Trieste ha proprio alla luce del Trattato di pace. Però guardiamo oltre. Invece volevo riprendere una cosa che Fulvio ha citato: le tasse vanno spese soprattutto per venire incontro a chi ha più bisogno. Cioè, in questo momento il Comune di Trieste ha due grandi mancanze. La prima, la diciamo prima, è sulle opere pubbliche. No, stiamo correndo ancora dietro l'ovovia. I triestini ogni volta che mi fermano dicono ma come si fa? No? Ancora non hanno capito che bisogna smettere. Prima o poi lo diranno, forse dopo le elezioni adesso avranno meno timore di una ricaduta elettorale, però le opere pubbliche non funzionano. Ripeto, le strade, io sotto casa ho un buco di 40 centimetri, vivo in una strada non così laterale e nascosta. L'altra cosa che comincia a creare dei problemi è l'assistenza alle persone che hanno più bisogno. Girano voci preoccupanti anche rispetto a un taglio dell'assistenza e dei finanziamenti all'assistenza, al sociale di questa città, e io credo che invece dovremmo fare uno sforzo. Lo diremo anche nella variazione di bilancio che verrà presentata da Bertoli e dalla Giunta Comunale. Bisogna che noi prendiamo atto che il Covid, per esempio nei confronti dei giovani, ma soprattutto alcune aree della città, stanno manifestando delle difficoltà importanti, di persone che non arrivano a fine mese, di persone che fanno fatica a trovare una casa dignitosa, persone e famiglie che magari perché hanno più figli vedono sempre più difficile arrivare a fine mese, perché banalmente negli ultimi 2 anni il 20% degli stipendi se l'è portato via l'inflazione. Questo lo si vede anche andando a fare la spesa al supermercato, insomma. E qualche volta chi governa oggi il comune queste cose sembra dimenticarsi. Noi proviamo a ricordargliele e cercheremo di stanziare dei fondi lì dove servono per le persone che ne hanno più bisogno. Fra poco la condurrò sul tema acquamarina, grazie anche a una mail appena arrivata di un nostro telespettatore che chiede appunto spiegazioni sul futuro. Però prima al telefono, pronto? Buongiorno, sono Sergio, parlo da Trieste. Sergio, buongiorno. Io so che voi avete tanti problemi, tanta gente che chiede tante robe. Io sono uno di quelli che dico tutto l'inverno non è stato tagliato niente dell'edera lungo la strada. L'edera ormai occupa i paracari, non so se l'avete presente, sulla Trieste Officina. L'edera, la Trieste, Basovizza, ma stessa roba, se Barco dappertutto, l'edera ormai ha invaso tutto. Eppure, guardate che quell'edera cresce sul terreno privato. Basta io mandare una lettera, signori, dove mettere a posto, se no taglio mio e metto in conto, come che faceva una volta l'ANAS. Ma l'ANAS adesso non lo più, se fa lì tutto, non lo capito. Questo valeva in Friuli, in tutte le parti l'ANAS mandava una lettera a dire: se non tagliate quegli alberi lì in caso di bora, in caso di vento, in caso di neve, mi tocca mettermi. Dico, siamo in completo abbandono. C'è l'autobus che praticamente si fa la galleria nei alberi che cresci a case di 20 metri ormai. Se guardate la Basovizana, dove c'è i motociclisti particolarmente che in su a 140, 150 le sera, poi non parliamo, non c'è nessuno che controlla. È tutto abbandonato, signori. Basteria che sia un po' di gente. Una volta, quando si faceva un lavoro per il comune, 6 mesi dopo, per il comune di Trieste, che mi facevo i lavori, 6 mesi dopo andavo in pagamento, previa collaudo, vedere se quel che ti ha fatto funziona. Adesso sicuramente non va a controllare nessuno, perché se guardate dove c'è sulla Valerio, hai fatto un scavo, si vede che noi avevamo asfalto di mettere, che era un buso, asfalto c'è tutta la strada, che ti vadi in su, che ti vadi in su, per se scassi i sentimenti, oppure devi frenare, perché ti devi andare piano, proprio veramente piano, meno di 30 all'ora. Stessa roba, gli ha fatto un scavo, che sta a riparare il scavo, però gli ha messo troppo materiale,
la parte in salita, se guardate chi fa la prova. Va bene Sergio, dopo, molto chiaro, troppa carne al fuoco, non riusciamo ad analizzare tutto, ma promettiamo di rispondere a quante più cose possibili. Grazie a Sergio, anche simpatico. È partito dall'Edera chiedendo appunto aiuto sullo sfalcio in vari punti della città, tra cui Strada Nuova sulla Trieste Opicina, e poi è andato a parlare proprio dei buchi nelle strade, di altre cose. Sergio ha fatto il quadro perfetto, ha detto lui, la città è abbandonata. Poi magari parleremo anche di sicurezza, ma insomma questa è una città in cui sembra che non ci sia più il controllo di troppe situazioni. Una di queste è il decoro urbano, insomma, no? Il sistemare le strade, lo sfalcio, gli alberi, una cura che insomma ha bisogno di un occhio attento, di un occhio insomma, no? di persone che vogliano bene, e sembra che la macchina del comune sia stata... Vede, il nostro sindaco in maniera orgogliosa dice che quando ha iniziato a lavorare da sindaco c'erano 80 dirigenti, adesso ce ne sono soltanto 28, e lui lo dice come un grande successo. Forse non ne servivano 80, ma la verità è che probabilmente anche 28 sono troppo pochi. Vuol dire che la struttura oggi non è in grado di seguire al meglio tante situazioni, ma anche banalmente di fare delle cose che sembrano normali a tutti quanti noi. Il signor Sergio diceva il collaudo, ma io citavo prima la strada sotto casa mia, è stata rifatta 2 anni fa. Io al sindaco ho detto, ma scusate, ma avete una garanzia, avete un'assicurazione, potete chiedere conto a chi ha fatto la strada 2 anni fa, dove si sistemano i motorini, dove c'è il cavalletto dei motorini, ci sono tutti gli avvallamenti, tutti i buchi, sistematicamente, che vuol dire che insomma, la qualità dell'asfalto che è stato messo era veramente bassissima. Ma pensiamo alla presa in giro continua dei cittadini nei confronti del sindaco di Piazza sulla goccia della galleria di Piazza Foraggi. Cioè, hanno inaugurato in ritardo di mesi, anni, la galleria in pompa magna con grandi festeggiamenti, e dopo 2 settimane chi passava si trovava già la goccia sul parapeto. È da un po' che non ci passo, non sono aggiornatissimo. Goccia ancora. Ma allora ma ci sarà modo di chiedere a chi ha fatto un lavoro che sia fatto bene, oppure anche di coinvolgere i cittadini. Giustamente si diceva, ma insomma se è terreno privato, se c'è un albero che pende, se c'è un'aiuola che possono in qualche maniera curare anche i cittadini, creiamo di nuovo delle modalità positive per cui tutti quanti noi ci sentiamo un po' responsabili della nostra città. Ecco, questo sarebbe bello, è un clima bello. L'alternativa è come in questi anni, le opere pubbliche abbandonate, ferme, ma pensi ai lavori del ponte del canale, sembravano urgentissimi 2 anni e mezzo fa quando c'era la campagna elettorale, poi si sono accorti che avevano sbagliato tutto e adesso fermo, ma intanto è vero che i camion devono passare per via Milano, perché non... Troppe cose, veramente una città abbandonata. Io capisco, sono gli ultimi anni, qualcuno dice gli ultimi mesi del sindaco di Piazza, perché poi dopo le elezioni adesso magari ci sono appetiti, Fratelli d'Italia vuole mandare via l'amministrazione, si voterà a Pordenone, si voterà a Monfalcone, qualcuno dice che si vota anche a Trieste l'anno prossimo, però al di là di tutto, anche mancassero 2 anni, noi non possiamo passare l'ultimo mandato del sindaco di Piazza, che pure ha fatto cose positive in passato, così con questa agonia di una città che è veramente lasciata a se stessa. Piuttosto torniamo a votare, diciamo ai cittadini chi vogliono che riprenda in mano, perché c'è bisogno di ripartire, ecco, c'è bisogno di ripartire e di ricominciare a fare le cose per bene come a Trieste si sono sempre fatte. E Giuliano chiede un suo pensiero, chiedo cortesemente al professor Russo, avendo ascoltato ieri, credo appunto a Sveglia Trieste, il consigliere Martini sulla piscina terapeutica in fase di costruzione, per la costruzione, ma senza aver dato riferimenti alla data di usufruizione, e vorrei un libero pensiero di Russo sul futuro di questa piscina, insomma. Ma lo dico con grande franchezza, la piscina terapeutica è una grande vergogna per il centrodestra e per il sindaco di Piazza in particolare, l'assessore Lodi, perché poi insomma Fratelli d'Italia cerca di difendere l'assessore Lodi, che però è responsabile delle opere pubbliche e anche degli impianti sportivi, quindi non diciamo altro. Insomma, hanno fatto il tifo perché la Triestina non andasse avanti nei playoff, perché se no non sapevano come sistemare la questione dei concerti. E la verità è che sulla piscina terapeutica non si è fatto e non si farà nulla. Non si è fatto e non si farà nulla. Hanno semplicemente distrutto, come sempre. La cosa migliore che sanno fare è creare dei grandi parcheggi o delle grandi piazze vuote, ma la verità è che
anche lì ho provato a chiedere notizie, non mi hanno neanche fatto fare l'interrogazione, tanto si vergognavano in Consiglio Comunale. Perché? Perché quello che sanno tutti è che c'è un progetto, che però è un progetto che costa circa una ventina di milioni per rifare in quel sito lì. Avevano promesso, lei ricorda, di farne 2 addirittura, una in Portovecchio con gli spagnoli, cioè tutte cose che insomma, bisognerebbe rimostrare le interviste del sindaco di piazza e poi qualcuno che gli dica ma scusa ma perché 3-4 anni fa sembrava che fosse tutto velocissimo, quindi dovevano farne una in Portovecchio per gli spagnoli e poi rifarla lì. Adesso si parla semplicemente di rifarla lì dove era, quindi insomma vicino alla lanterna, ma costa 20 milioni. Quanti soldi ci sono oggi in cassa in Comune di Trieste? Meno di 5. Gli altri dove sono? Dicono che adesso devono appena cercare un imprenditore che dia una mano, che aiuti, ma sono all'anno zero. E nel frattempo, ricordiamolo, sono anni che le persone che ne hanno bisogno, e lì stiamo parlando veramente delle persone come dire, più in difficoltà, persone anziane, persone con disabilità, persone che magari si sono rotte una gamba e hanno bisogno di fare riabilitazione, ma insomma persone a cui non stiamo dando nessuna risposta. L'abbiamo chiesto più volte, creiamo dei bonus per andare in altre strutture, creiamo dei trasporti, no? Bisogna andare a Monfalcone, bisogna andare a Grado, bisogna andare in Slovenia, organizziamo come comune dei trasporti per chi non può farlo. Questo cambia la qualità della vita. Ci sono persone per cui andare o non andare 2-3 volte alla settimana al caldo in quella piscina cambiava radicalmente la possibilità di svegliarsi la mattina e di potersi muovere con una qualche libertà perché magari una malattia li teneva fermi. Oggi a quelle persone non stiamo dando nessuna risposta, anzi il Comune di fronte a 10.000 firme continua a prendere in giro tutte quelle persone e questo credo sia una vergogna che pagheranno elettoralmente, ma mi interessa relativamente. Vorrei provare a dare delle risposte subito a chi ne ha bisogno. Un'altra mail per lei, buongiorno, vorrei che il vostro ospite dicesse cosa pensa del fatto che la Salis Ilaria rappresenti il nostro paese in Europa, eletta con Alleanza Verdi e Sinistra, se non ricordo male. Sì. Ma guardi, io lo dico con grande franchezza, forse non farò contenti tutti, non mi piace l'uso politico, diciamo, delle elezioni per creare quasi perché io credo che la Salis avesse gli strumenti e l'Italia anche di difenderla, perché il trattamento in Ungheria è stato vergognoso, come abbiamo visto, insomma, nei paesi civili non si portano le persone con le catene ai piedi, insomma, sono cose che vedevamo per lo schiavismo negli Stati Uniti dell'Ottocento, quindi quella cosa lì andava condannata per altri motivi. Che si crea adesso l'idea che c'è un privilegio perché uno è stato eletto, insomma, ecco, quello non mi piacerebbe. Dopodiché riconosco che tanti italiani hanno dato il voto a questa persona e quindi legittimamente ci rappresenterà al Parlamento europeo. Ho una telefonata, pronto? Devo intervenire io? Sì, buongiorno, prego. Sì, buongiorno, io vorrei parlare, non passo sul discorso della piscina terapeutica perché sono stata quella che alla fine per 2 anni abbiamo raccolto le firme e questo è andato a finire come sapete. Il problema importante in questo momento è sul problema del smantellamento dei distretti che fanno capo veramente le disabilità motorie complesse, le disabilità motorie, quelle che una volta avevano accesso alla Villa Angicosta, dove era un servizio per tutte le disabilità fisiche di cui trovavano delle risposte. Oggi come oggi, in pratica non ci è fatto sapere qual è il tipo di politica sulla disabilità, il futuro di questa. Se poi alla fine i distretti vengono tolti, noi non abbiamo un punto di riferimento. Quello che vorrei pregare veramente a chi fa politica, che non continuare a fare un discorso sulle disabilità per categoria, alla fine ci si trova quando se uno ha più interesse a portare avanti le cose, porta avanti le cose per le proprie persone. Credo che la disabilità è unica e va ragionata in termini di bisogni. E questo è molto grave perché troviamo
che l'azienda sanitaria ha fatto un punto di riferimento per l'autismo e non ha fatto per altri. Alla fine troviamo delle persone anche disponibili, ma in fase di smantellamento noi non sappiamo quale sarà il nostro punto di riferimento e soprattutto quello che a noi interessa, avere delle persone professionalmente preparate, perché questa è una patologia comunque che deve essere seguita da persone che sanno. Perciò siamo veramente allo sbando. Ho sempre segnalato che la disabilità motoria, parlo quella di disabilità dalla nascita anche, no? Fino ad oggi, che alla fine non siamo seguiti come dovrebbe essere. Si arriva a questi livelli, non abbiamo risposte. Grazie, buongiorno. Allora, so che c'è la pubblicità, la ritarderemo un minuto. Russo, un appello accorato anche a non smantellare quindi i distretti, a dare più importanza al tema della disabilità, a investire, poi hanno citato anche la Villaggi Costa, insomma è una... Ma guarda, io vorrei portare la testimonianza di queste persone, di queste famiglie in Consiglio regionale. Io ogni tanto, faccio arrabbiare anche l'assessore Riccardi in questo, leggo dei messaggi delle persone che testimoniano delle difficoltà concrete, situazioni di abbandono, perché poi la verità vale per la disabilità, ma vale per i nostri anziani, vale per le situazioni, penso ai malati di Alzheimer, e se il pubblico non dà una mano, almeno ad alleviare per qualche ora, ad esempio, insomma, no? La fatica di cura delle famiglie, le famiglie scoppiano. Non ce la possono fare, cioè, scarichiamo completamente quello che dovrebbe essere una responsabilità del pubblico sulle famiglie. Allora, io l'ho detto tante volte anche in questo studio, e questa è la vera differenza però tra la politica di centrosinistra e la politica di centrodestra. Negli ultimi anni stanno smantellando la sanità pubblica. Guardi, anche il centrosinistra ha fatto degli errori, poi mi dicono sempre, la Serracchiani, ma sì, ci sono stati degli errori gestionali anche in passato, però il centrodestra ha un'idea che il centrosinistra non ha, e che è quello di dare la sanità ai privati. E noi sappiamo che se la sanità la governano prevalentemente i privati, poi anche la capacità, insomma, di spesa dei cittadini non è in grado di supportare le necessità. E oggi tanto spesso, lo vediamo con le statistiche degli ultimi tempi, le famiglie sono costrette a scegliere e a pagare e qualche volta a rinunciare a delle cure perché non sono in grado. Quando uno chiude i distretti e chiede a una persona di prendere una macchina che magari non hai, di fare chilometri per andare in un distretto molto più lontano, significa già che si taglia fuori da un servizio tante realtà e tante famiglie che oggi ne hanno veramente bisogno. Questo è il vero dramma del nostro tempo. Potremmo parlare anche di come Cattinara sta crollando giù, però ecco, insomma, questa è la vera differenza. Insomma, io spero che la prossima volta che si voti i cittadini in questa regione, in questo comune, abbiano ben chiaro chi sta lavorando per dare risposte concrete e chi invece sta svendendo la sanità pubblica ai privati. E questa è una realtà. Basta vedere le pubblicità in televisione. Si stanno moltiplicando, se ci fate caso, le offerte di strutture private che danno quello che il pubblico non dà più. Bene, fermiamoci per qualche minuto, poi saremo ancora in compagnia di Francesco Russo. A fra poco. Bene, siamo di nuovo in diretta in compagnia di Francesco Russo, Partito Democratico, vicepresidente del Consiglio regionale, con cui abbiamo già risposto a vostre mail e telefonate. E ce n'è un'altra, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Nino, buongiorno. Nino, buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, lei ha un ruolo veramente facile, della critica fondamentalmente. Allora, partiamo dalla piscina terapeutica. La piscina terapeutica, io non sono un tecnico, però ho avuto modo di vedere, c'è stata una cattiva manutenzione. Prima di Piazza c'era Cosolini, doveva fare anche lui qualcosa per questa benedetta piscina terapeutica. Ha ragione lei, il sindaco di Piazza qualche volta va fuori di testa perché vuole fare questo, sembra molto espansivo, però la colpa è di tanti.
ha parlato di strade, ha parlato di manutenzioni e tutto. Il sindaco è il sindaco, ma chi fa le manutenzioni sono i tecnici e a volte, mi dispiace dirlo, ma i tecnici non fanno parte del partito di maggioranza. Purtroppo, per conoscenza mia, le posso dire e garantire. Lei ha fatto qualcosa per il Porto Vecchio. Cosa voleva fare con questo benedetto Porto Vecchio? Quando lei ha fatto stanziare 50 milioni per il Porto Vecchio, cosa aveva in testa per fare nel Porto Vecchio? E non fare che vada avanti il porto come porto, perché è lì fermo da anni che nessuno vuole fare niente, perché non si può fare niente, perché gli edifici non si possono abbattere, perché tutto un insieme di cose che non va. Poteva lavorare come porto, non ha mai lavorato come porto. Poi parliamo prima avete chiuso il telefono a quel signore che parla sempre del territorio libero. Giustamente, lui dice alcune cose, però le posso dire una cosa, ma voi l'allegato ottavo e l'allegato settimo, da dove siete andati a prenderlo? Cioè, perché Zeno D'Agostino è un bravo ragazzo che parla bene, ha fatto anche lui qualcosa che non andava bene, ma lasciamo stare, più le cose buone che le cose cattive, però dico, il problema è questo, che i numeri e le leggi sono quelle, allora è inutile andare a trovare quella che mi va bene a me. Cioè lei, signor Russo, lei ogni volta quando parla sempre perché le va bene a lei, ma a tanti non va bene. Va bene Nino, grazie, buongiorno. Poi Russo, mi lasci sottolineare che giustamente quando noi chiudiamo le telefonate lo facciamo, almeno io lo faccio per due motivi. Uno, quando mi fanno arrabbiare, ma non è questo il caso. Due, quando insomma dopo 2 minuti bisogna si è capito di cosa... No, bisogna anche fare in modo che l'ospite riesca a rispondere giustamente a tutte le cose che chiedete, che magari sono anche tante, io anzi me le segno perché così magari evito di perdermene. Magari me lo ricorda. È un senso di tempistica, non provo ovviamente... a rispondere a 2 cose che mi sono segnato di questa telefonata. Beh, il primo, il tema della responsabilità. La responsabilità è sempre della parte politica, perché la destinazione delle risorse, che è quello che io contesto sulla piscina terapeutica, oltre alla fase di vigilanza, di Piazza ha governato negli ultimi 20 anni gli ultimi 25, quindi insomma diciamo c'è anche stato Cosolini, ma è stata una piccola parentesi, ma al di là della vigilanza precedente, poi competeva quella sì magari ai tecnici più che a qualunque sindaco, che non è il sindaco che va a vedere se le fondamenta tengono o la volta del tetto sta cedendo. Quello che manca invece in questa giunta, ed è una responsabilità del sindaco di Piazza, che ha un'altra responsabilità più grande, che è quella di aver promesso un sacco di balle, perché io quello che gli dico anche simpaticamente, perché poi tutti sanno che il rapporto personale tra noi è molto positivo, anzi gli faccio un in bocca al lupo perché so che è a casa con una brutta influenza, quindi speriamo di rivederlo presto fuori dal letto, però il fatto che il sindaco di Piazza abbia ribadito 1000 volte, raccontato tante cose che poi non succedevano, la fiera doveva essere pronta da anni, la piscina terapeutica dovevamo averne 2, il ponte sul canale doveva essere a posto, il tram di Opcina doveva partire 3 anni fa al suo compleanno, sono 3 anni che andiamo alla partenza del tram di Opcina con la torta per il sindaco di Piazza, aspettando che ci faccia fare questa inaugurazione. Che è una Sacher? È una Sacher, buona ovviamente. Sacher. E infatti insomma, molti cittadini si fermano volentieri a condividere con noi. Ma insomma, basterebbe il tram, leggevo l'altro giorno, ma insomma, ma quale città ha il simbolo della propria città che è fermo lì, e di Piazza avrà promesso, sarebbe quella roba da scherzi a parte, insomma, no? Da mandare in loop tutte le volte che il sindaco ha promesso che stava per ripartire, che stava per fare delle cose. E lo stesso per la piscina terapeutica, la sua vera colpa è quella, e oggi siamo ancora senza un progetto definitivo e senza i soldi per farlo. Quindi qualunque promessa stanno facendo, sapendo che poi ci servono degli anni per costruirla, è una promessa. E sapete perché è ancora più grave? Perché qualche anno fa c'era un imprenditore, penso al bravo Monticolo, che aveva proposto al sindaco un'operazione a costo zero per l'amministrazione. A costo zero.
si sarebbe già fatta quell'opera e sarebbe in gestione a dei privati, come è giusto che sia, in convenzione pubblica, senza spese per il pubblico. E non si è voluto fare, non si è saputo fare. Quelle sono le responsabilità. Quindi io ce l'ho facile, ma perché? Perché in questa città è troppi anni che non si fa. Perché su qualunque cosa aprono la bocca, ormai i cittadini sono stufi, dall'Ovovia al tram di Opcina, dalla fiera alla galleria di Piazza Foraggi, dalla piscina terapeutica alle strade che sono dei colabrodi. È troppo facile, ma ripeto, non ne sono contento, perché io non parlo per me, parlo per la mia città e guardate, le cose che vengo a dire qui sono quelle che trovo ogni mattina sulla mia mail o sul mio WhatsApp di cittadini che mi mandano infuriati le loro lamentele rispetto a una città che una volta era una città, tra l'altro, molto più sicura di quello che è oggi, e nonostante governi il centrodestra da tanti anni a tutti i livelli. Il secondo dato invece era su Portovecchio. Sì. La dico in una battuta. Il mio sogno di Portovecchio era di farne il polmone della rinascita triestina. Trieste sta perdendo 10.000 abitanti circa ogni 10 anni. Noi dobbiamo trasformare Portovecchio in un grande attrattore che permetta a imprese e famiglie di venire a Trieste, sfruttando il fatto che abbiamo una delle aree più belle e pregiate del Mediterraneo. Lì non è vero che è difficile, perché quei palazzi, come li definisce lei, cioè i magazzini storici, certo non si possono buttare giù, ma perché sono talmente belli che, rimessi a posto, sono un patrimonio in cui una grande azienda avrebbe voglia di venire, perché sarebbero prestigiosissimi, oltre a essere in riva al mare, in un posto bellissimo. Quindi il tema vero è che negli anni tanti investitori sono venuti a Trieste, anche imprese importanti, perfino Microsoft aveva dimostrato interesse a venire a Trieste, e Microsoft era pronta a portare centinaia di giovani ingegneri da tutto il mondo a lavorare qui, che vuol dire creare un indotto, creare ricchezza, creare centralità e puntare sulle nuove generazioni e sulle nuove tecnologie. Bene, Portovecchio poteva essere tutto quello, con un po' di logistica, con magari Fincantieri che faceva il rimessaggio per le grandi navi, e poi la possibilità di usarlo anche per i triestini. Cioè, sono passati ormai 10 anni dalla mia legge. Metterci gli uffici regionali, ricorda ecco. Tiziana, guardi, delle mail. Usare la cosa più bella che abbiamo a Trieste per spostare 1000 dipendenti regionali è una follia ed è una vergogna. È una vergogna, perché non aggiungiamo niente, anzi vuotiamo un pezzo della città e creeremo dei palazzi vuoti in centro a Trieste per dare degli uffici a persone che quegli uffici li hanno già, senza nessun valore aggiunto. Ma tutti i triestini lo sanno, l'ho detto anche al presidente Fedriga, state facendo una sciocchezza che vi farà perdere voti e ci sta facendo perdere 150 milioni, perché quell'operazione costa 150 milioni, pensate cosa si potrebbe fare con quei soldi. Magari anche, ripeto, per creare poi quegli spazi di godimento dei triestini. Ma la sintesi è una: dopo 10 anni dalla mia legge non si è fermato neanche un imprenditore privato a investire in quell'area. Ecco, quello è grande. E non ci sono soldi dell'Unione Europea da spendere su quell'area lì. Questa è la grande colpa del sindaco di Piazza. Questa è la grande colpa di chi non ha voluto e non ha saputo occuparsi di quella che è un tesoro. Io ho degli investitori inglesi che sono venuti un giorno a dirmi: voi avete il petrolio a Trieste e non lo state tagliando fuori. Quel petrolio si chiama Portovecchio. E la verità però è che nessuno è riuscito a far fermare un investitore, uno soltanto, e c'era la fila, vi assicuro. Lo dice spesso il sindaco di Piazza, ma posso dirlo perché molti sono venuti anche da me, lamentandosi del fatto che nessuno li sta ascoltando in questa città. Noi abbiamo un imprenditore, si chiama Holler, che ha comprato il Palazzo delle Ferrovie, che sta dicendo a tutti: guardate, io ho investito 75 milioni e il comune non riesce a sbloccarmi una pratica, dopo che la sovrintendenza l'ha già fatto. Ma noi faremo lavorare gli imprenditori, cercheremo di attrarre ricchezza, perché questa città, se no, sfrutta 1/10 delle possibilità che ha, e onestamente per tante persone, per tanti giovani, la scelta in questo momento è quella di andare via. Vogliamo questo per il nostro futuro? Io credo di no, possiamo fare di meglio, forse è venuto il momento di una svolta. Nevio ci riporta al tema del voto, che non più del 50% va a votare perché la gente sente le ciaccole dei politici, la disaffezione della politica, dice sia a livello locale che a livello nazionale. Nevio.
Ha ragione, io l'ho detto il primo giorno, il dato vero, poi purtroppo con molta ipocrisia i politici fanno finta di parlarne, no, con un po' di cenere sulla testa il giorno dopo e poi si dimenticano e fanno solo i conti delle loro preferenze. Il vero dato di queste elezioni è che per la prima volta nella storia vota meno di un cittadino su 2. Questo dice che la politica non convince più le persone, però io la dico così, siccome la politica continua a decidere, noi abbiamo la sfida di dire ai cittadini venite e votate. Venite a decidere, venite a partecipare, scegliete la modalità, scegliete meglio i vostri rappresentanti, trovatene uno o una che vi convinca, ma quella appoggiatela, quella fateli sentire. Io ho fatto dei bellissimi incontri con dei gruppi di giovani in questa campagna elettorale, mi sono concentrato soprattutto su quello e sono stati molto positivi perché partivano ovviamente da una lontananza grandissima dalla politica, ma poi erano appassionati perché capivano ad esempio che l'Europa parlava del loro futuro, parlava di intelligenza artificiale, parlava della pace, parlava della guerra, parlava delle tecnologie che ci saranno, del mondo del lavoro. E quello che ho detto a loro è, però guardate, la politica non può andare avanti e funziona male perché le persone pensano che basti votare e poi per 5 anni ci si dimentica della politica. I cittadini devono stare sotto ai loro rappresentanti, devono informarsi di più, devono segnalare di più, devono incoraggiare anche. Io lo confesso, io ho bisogno della forza dei cittadini anche per dire questa cosa. Insomma, io mi batto per la piscina terapeutica perché ero ai banchetti in cui sono state raccolte 10.000 firme, ho visto il livello del bisogno delle persone e quelle che ancora mi fermano e quelle che oggi mi chiedono difenda la sanità pubblica perché io insomma, la Regione probabilmente non pagherà più alcune medicine che fino a ieri erano pagate. Ci sono alcuni servizi, ma il mese scorso a Cattinara si operava praticamente soltanto casi difficilissili e casi diciamo molto critici. La routine delle operazioni apparentemente più semplici, ma che fanno molto spesso viene messa in coda, ma chissà quando, perché non ci sono le capacità per far funzionare le sale operatorie tutto il tempo che serve, o manca il personale adeguato, o stiamo spremendo il personale perché la Regione non vuole dare 2 soldi in più, non vuole fare delle assunzioni in più, come abbiamo chiesto mille volte. Ma questi sono i bisogni. Allora, la politica recupera, ma la politica è sempre lo specchio dei cittadini. Io ecco, ci metterò sempre tutto l'impegno che posso, ma so che senza una presenza di cittadini, anche critica, perché noi sbagliamo come tutti gli altri, ma è utile che qualcuno ci scriva una mail o ci faccia una telefonata e dica guarda, stai facendo una sciocchezza. E discutiamone e poi ci spieghiamo e magari possiamo migliorare, ma senza questa partecipazione le cose diventano pericolose. Quando vota meno del 50% anche la democrazia comincia a traballare. Andiamo al telefono, pronto? Buongiorno, pronto? No, non sento nulla. No, accidenti, ha messo, invito a richiamare, casomai. Arrivavano mail russo in continuazione che ci riportano anche un po' gli stessi argomenti. Una signora ci ricorda: il sistema Italia sarebbe disposto a ridurre drasticamente la burocrazia e la nostra palla al piede che ci impedisce di cambiare e migliorare il nostro territorio. Allora, dobbiamo essere onesti su questo, perché se no non capiamo perché prima dicevo che servirebbero magari qualche dirigente bravo in più al comune, perché quelli che ci sono troppo pochi. E serve buona burocrazia. Burocrazia è diventato un termine negativo, ma noi abbiamo bisogno di persone preparate e competenti quando ci rivolgiamo a un comune, che siamo una famiglia, che siamo un'impresa, che siamo una persona singola che ha dei bisogni. Noi abbiamo veramente la necessità che dall'altra parte ci sia sempre qualcuno preparato e che in tempi rapidi ci dia una risposta. Così come le imprese hanno bisogno che la giustizia dia risposte, tutti, anche cittadini semplici, ma penso alle imprese che dall'estero non vengono molto spesso perché dicono vabbè, in Italia se si fa una causa dura 10 anni io non posso rimanere appeso per 10 anni. Quindi serve buona burocrazia, serve semplificare, serve garantire che le cose vengano fatte bene. Ma faccio un esempio, io dico sempre, anche gli uffici pubblici, quando si presenta un cittadino o un imprenditore, una volta che verificano che le tasse sono pagate
che quell'imprenditore, quel cittadino non inquinano e che paga regolarmente i propri dipendenti. Dopodiché il resto bisogna aiutarlo, farlo correre velocissimamente. Ho citato prima il caso di un imprenditore che ha investito, ma anche il presidente della Triestina si è lamentato. Tra l'altro, insomma, rallegriamo, tra le cose belle e positive che il basket ha fatto un miracolo su cui nessuno scommetteva, perché ha fatto un campionato inguardabile e poi dei playoff da sogno, però il presidente della Triestina, un americano, un investitore, viene qui e dice a un certo punto: con questo comune io non posso più parlare. Parlo con Fedriga, tant'è vero che è la regione che sta tentando di risolvere qualche problema, anche se mi pare che siamo ancora in alto mare, ma con il comune non si può parlare. Perché? Perché non c'è la capacità di risolvere problemi. La politica, soprattutto a livello locale, è molto concreta, non sono grandi chiacchiere. Allora, giudichiamo questa amministrazione non sulla simpatia di Russo o di Piazza, quella è un'altra cosa, o sulla capacità di raccontare le cose. Facciamo una lista delle cose che bisognava fare e di quelle che sono state fatte. Su quella lista io dico che oggi è gravemente insufficiente il centrodestra, non solo il sindaco di Piazza, che capisco, e alla fine, dopo 20 anni, insomma, anche le energie propulsive sono minori di quando avevano all'inizio, ma c'è una maggioranza che ha fallito su tutti i fronti, dalle opere pubbliche al sociale, dove tante persone cominciano a stare veramente male e hanno sempre meno risposte, e fino al tema della sicurezza, che è un tema su cui per tanti anni si è usato lo slogan delle telecamere, ma poi non ci si è accorti che serve dell'altro, serve una presenza nei quartieri, serve una presenza delle forze dell'ordine e serve una presenza di educatori per i ragazzi, di animatori di comunità, di capacità di creare quella buona convivenza che, insomma, che questa città ha sempre avuto. Le lascio fare un commento magari per chiudere sulla situazione dell'asilo nido di Roiano. I sindacati sono scesi in campo di nuovo ieri e insomma il rischio precariato e rette alte per via dell'esternalizzazione del servizio verso il privato. Poi dicono anche: siamo stati trattati male in prefettura perché nel tentativo di conciliazione hanno mandato un dirigente comunale che ha detto: io non ho il potere di conciliare. La battuta banale è che vogliono privatizzare anche questo, anche il futuro dei nostri bambini. Insomma, io ero in piazza con i sindacati, ero in una bellissima e affollatissima assemblea a Roiano con tante mamme e tanti genitori, c'erano anche i papà, bisogna essere onesti, tanti bambini in quella sera. Ma perché? Perché è un errore. Trieste è sempre stata all'avanguardia, pensiamo ai ricreatori, insomma io sono di mestiere, faccio il pedagogista e so che ci sono delle realtà bellissime in Italia come Reggio Emilia, basterebbe copiare bene per offrire un servizio di qualità. Cosa si fa invece? Si pensa non di stabilizzare del personale che ci sarebbe, perché questo che chiederemo, continueremo a chiedere, perché non stiamo stabilizzando del personale che già lavora per il comune e che sarebbe preparato e competente. Non serve fare concorsi, cose, basta stabilizzare queste persone che già da anni lavorano, sia nelle scuole, questo vale anche nei ricreatori. E dall'altra parte noi sappiamo che chi lavora per il privato è molto più precario, guadagna, come dicono i sindacati, circa un terzo in meno, stiamo parlando di 1.000 euro invece di 1.500, mi pare una bella differenza per arrivare a fine mese. Insomma, il pubblico non può pagare così poco, almeno il pubblico deve offrire dei salari dignitosi e poi c'è molta meno continuità. Chi lavora per la struttura comunale ovviamente lavora con i bambini sapendo che l'anno prossimo li rivedrà, e chi è genitore e insegnante come me sa che questo è un valore grandissimo. Quindi anche su questo, però guardate, il centrodestra purtroppo da un lato non sa gestire le cose, dall'altro ha in testa questa cosa che privatizzare è bello. Noi pensiamo che almeno le cose importanti, sanità, istruzione e sicurezza, non siano delegabili a nessuno. Deve farlo il pubblico e deve farlo bene. Grazie Francesco Russo, Partito Democratico, e buon weekend. Buona domenica a tutti quanti. Grazie per averci seguito, continuate a farlo. Fra poco parleremo anche con l'assessore comunale Giorgio Rossi dopo la pubblicità.
Ben ritrovati di nuovo in diretta, come annunciato con noi l'assessore comunale a cultura, turismo Giorgio Rossi, ben trovato. Buongiorno a tutti, ciao anche a te caro. E anche grandi eventi, e che bilancio, assessore, di cui dobbiamo parlare, no? Tra un bel bilancio. Max Pezzali hanno avuto il loro applauso fragoroso allo stadio, e poi citerei anche l'attività museale che ha avuto un bilancio notevole tra Ligabue e Van Gogh. Da dove partiamo, assessore? Partiamo dai concerti. Partiamo dai concerti, dai. È stato, come si dice, un parto durato 12 mesi, da quando avevamo fatto Ultimo, ed erano anche sorte le polemiche su questi concerti allo Stadio Rocco per vari motivi, alcuni comprensibili, altri meno. Bene, il risultato è sotto gli occhi di tutti, insomma, abbiamo fatto 25.000 presenze con Max Pezzali, che io pensavo che Ultimo superasse Max Pezzali e non andasse neanche a superare i Maneskin, ma invece ha fatto più di tutti, e direi che l'entusiasmo di questo concerto ha superato gli altri due. Gli altri due sono stati anche un bel evento, soprattutto per i giovani. Ultimo, che io non conoscevo, l'ho molto apprezzato, soprattutto per quello che è il carisma di questo ragazzo nei confronti delle nuove generazioni, persona umile, persona molto disponibile, persona anche che lancia questi suoi messaggi che sono molto carismatici, perché a tutti, anche quelli che si ritengono, e se ne sono purtroppo tanti, gli ultimi per vari motivi, probabilmente per quello che è la loro condizione sociale, per quello che è il loro carattere, eccetera, hanno la possibilità di riscattarsi, hanno la possibilità di in qualche modo avere maggiore considerazione di loro stessi. Che questo è un bel messaggio, un messaggio positivo, perché vediamo che invece in questo mondo un po' edonista tutti pensano al potere, tutti pensano che conti soprattutto la bellezza, lo stare così sempre in vista. Invece questo non è vero, non è il modo giusto per affrontare la vita, soprattutto per i giovani, perché si sa che la vita è non è un film, la vita è un'altra cosa. Quindi Ultimo, riconosco che non conoscendolo ho apprezzato sia i testi delle sue canzoni, ma sia e soprattutto il suo atteggiamento. Pensate con che semplicità ha accolto i suoi fans, che è stato sempre vicino a fare autografi, eccetera. E quindi questo ci ha spinto e ci ha consolato, sia me che il sindaco. Siamo stati molto attaccati per questi concerti da tutte le parti, e quindi copriamo con un velo quello che è successo l'altro anno, o dall'altro anno adesso, e lavoriamo per il 2025. Il 2025, se le condizioni economiche ce lo consentiranno, c'è un punto di domanda su questo, perché il bilancio 2025 sarà un bilancio, per quanto ci riguarda in agricoltura, ridimensionato. Adesso vediamo se riusciremo a risolvere qualcosa, ma in questo momento è ridimensionato, per cui dobbiamo fare delle scelte appropriate, ma credo che quelle dei concerti siano prioritarie. Perché laddove certamente non porteremo un'altra mostra di Van Gogh, perché è impensabile che si faccia ogni anno una mostra di Van Gogh, anzi sarà dura fare altre mostre a livello di Van Gogh con quelli che sono sia i costi e l'impegno. Invece per quanto riguarda i concerti abbiamo visto che questi tirano molto, per vari motivi. Innanzitutto perché la presenza di questi grandi artisti già da sé è un bel segnale positivo per Trieste, perché tutti ne parlano a livelli anche internazionali. E secondo, perché questi artisti vengono qui, fanno lavorare un sacco di gente. Voi pensate che i concerti... Vediamo anche le immagini intanto, i concerti hanno lavorato 1 migliaio di persone. Queste persone hanno soggiornato nei nostri alberghi. Degli ultimi dati che abbiamo avuto hanno lasciato 250.000 euro solo di albergaggio. Cioè, quindi non è che hanno speso a comprare nei vari negozi generi di prima necessità, solo per l'albergaggio hanno speso 250.000 euro. L'indotto poi che ogni concerto porta è straordinario. È importante che anche gli organizzatori, che evidentemente ci tengono a testimoniare qual è l'efficacia delle loro proposte,
stanno facendo uno studio con l'Università di Udine per capire qual è stato l'indotto degli ultimi 2 concerti, ad esempio di Ultimo e di Max Pezzali. Quindi quando li avremo questi dati che hanno coinvolto intervistato decine di migliaia di persone che hanno partecipato al concerto di tutte le età, le fasce sociali, vedremo i risultati. Quindi i concerti credo che si devono fare, devono essere orientati anche verso i giovani, perché i giovani hanno diritto in questa città ad avere il loro spazio. Abbiamo finora fatto poco, io ritengo si poteva fare qualcosa di più, impediti anche da quello che oggi in questo momento l'utilizzo degli spazi esterni del Porto Vecchio, perché ci sono dei lavori in corso e quindi è incompatibile però fare si sta già lavorando per il proposte. prossimo anno? Sì, si sta lavorando, abbiamo avuto dei contatti sia io che il sindaco, perché è evidente che io devo condividere col sindaco dopo tutte le questioni che sono successe l'altro anno, e quindi condivido con lui e faremo le scelte insieme, anche perché mi sembra che dopo... Non avete già nomi sul piatto? No, nomi sul piatto ci sono, ma non li facciamo, anche perché è inutile fare nomi, come diceva il buon Trappattoni, non parlo del gatto se non ce l'ho nel sacco. Bella questa. Questa è bella. Assessore, la devo un attimo stoppare perché volevo coinvolgerla in 2 situazioni. Innanzitutto andremo al telefono fra un attimo, ma ci chiedono, buongiorno, riguardo al museo De Enriquez, sarebbe bello coinvolgere collezionisti e associazioni per il suo allestimento. Purtroppo non ci sono figure col know-how necessario fra le risorse del comune, che però dovrebbe vigilare sull'applicazione del messaggio di De Enriquez, ovvero Museo di guerra per la pace. Bella domanda. Allora, il Museo De Enriquez. Il Museo De Enriquez è il mio, diciamo, la mia spina nel fianco, no? Come diceva San Paolo che aveva una spina nel fianco. Perché? Perché purtroppo è il parente povero di una famiglia museale, invece, che è diventata molto ricca e disponibile in questi ultimi anni, perché sono 7 anni che lavoriamo. Abbiamo praticamente, ma più che raddoppiato, le presenze dei musei del 2016, va bene? Abbiamo portato delle mostre che se le sognavano anni fa e quindi abbiamo fatto dei numeri straordinari. Si pensi ad esempio che tutti i musei hanno più che raddoppiato le proprie presenze, in particolare il Museo della Volterra. Nel 2016 aveva 20.000 visitatori, nel 2023 106.000. Quest'anno farà i 200.000, perché con le mostre di Van Gogh e di Ligabue ne vedremo di numeri. Sono aumentati i numeri, ad esempio, del Museo Winkelmann, che aveva 7-8.000 visitatori 5-6 anni fa, adesso ne ha 70.000, del Museo Orientale, del Museo Smith, di tanti musei. Chi non è aumentato è il Museo De Enriquez. Il Museo De Enriquez è un museo costosissimo e quindi questo museo mi è stato a cuore, come i figli che sono così figlioli prodighi che dovrebbero tornare al casolare ed essere così rivitalizzati e riqualificati in seno a questa famiglia che è la nostra, che ha dato molti risultati in questi ultimi tempi, però non riesce a sollevarsi. Ha fatto 7-8 mila visitatori in costante, diciamo così, livello di presenza degli ultimi anni. È molto vasto, molto costoso e qui bisogna pensare ad una svolta. Io penso, e ho pensato ad una svolta che è quella di valorizzare la figura di Enriquez, perché è poco conosciuta, perché De Enriquez, quando io ero giovane e voi non c'eravate, era fotografato, documentazioni fotografiche che esistono nella sua collezione, con i grandi della Terra, i grandi scienziati della Terra, con i Picard, con i grandi anche fautori di quello che è stato l'avanzamento tecnologico degli anni 50. E quindi De Enriquez merita di essere collocato qui su un piedistallo molto alto, attraverso il suo museo, attraverso la sua mentalità, che lui ha raccolto tutto quanto c'era da raccogliere della prima e seconda guerra mondiale, ma non era un guerrafondaio, era un pacifista, e quindi il Museo della Guerra per la Pace dovrebbe essere nobilitato, però bisogna vedere se ci sono i mezzi, e questi mezzi evidentemente dipendono dalle nostre condizioni di bilancio. Le condizioni di bilancio in questo momento del Comune, per quello che ne so,
non sono strettamente, diciamo così, soddisfacenti per la cultura. Vediamo cosa succederà, perché poi anche le cose prossimamente cambiano, no? Noi abbiamo una tassa di soggiorno che ci siamo conquistati con le unghie e con i denti, no? Che adesso evidentemente fa gola a molti. Molti quando arrivi a essere a certi livelli di risultato, tutti vogliono salire sul carro dei vincitori, e questo è un elemento di disturbo in questo momento, perché la tassa di soggiorno è una tassa che ci siamo conquistati attraverso la collaborazione della Regione, perché il tavolo d'intesa è costituito da quello con organo che ci fa un ottimo supporto a temi di comunicazione, che è Promoturismo FVG, e poi dal gruppo di chi ci lavora nel settore, quindi la Federalberghi, la Confindustria, i Bed and Breakfast e tutte queste cose qui. E abbiamo lavorato in grande collaborazione e soprattutto grande visione, perché siamo stati dei visionari, nel senso che abbiamo visto le cose 2 o 3 anni prima, le abbiamo perseguite e abbiamo ottenuto risultati, come ad esempio quello di fare dei grandi eventi durante il periodo dell'anno che non siano quelli della Barcolano, di altri eventi molto importanti, no? E la tassa di soggiorno ha supportato molte cose, ha supportato gli addobbi di Natale, ha supportato soprattutto Trieste Estate, ha supportato varie manifestazioni, alcune sono riuscitissime, altre un po' meno. Però per alcune cose bisogna aspettare di vedere la disponibilità del bilancio. Allora aspettare del bilancio, ecco, perché non si è capito una cosa, cioè certe questioni, non è che le telefoni, voglio la mostra di Van Gogh, si devono fare di anno in anno, i concerti devi prenotare adesso se li vuoi il prossimo anno. Allora questo bisogna farlo intendere a chi non... Probabilmente non ha capito questo, non possiamo avere disponibilità finanziaria quando si dice in gergo la mucca è scappata fuori dalla stalla, non serve, la mucca è scappata fuori, il latte non te lo dà. Questa non è una questione così polemica, è una questione molto realistica, quindi noi tenteremo di fare il meglio con quello che avremo. Mi piacciono le metafore come quella della mucca. C'è una telefonata e poi andremo in pubblicità, pronto? Sì, un buongiorno a voi. Ecco, volevo fare una segnalazione. Siccome avevo segnalato a sua volta alla sovrintendenza lo stato di rovina che si trovava alla Tor Cucarna e poi non era delle competenza della sovrintendenza ma del comune e penso del suo assessorato, è stato fatto un bel lavoro, solo che all'interno della torre sono rimasti ancora i rametti, tutto quanto pendolanti, una cosa all'altra. Allora dico, vogliamo fare un lavoro completo e non farlo a metà? Se la ditta che ha fatto il lavoro di restauro, che ha tirato via gli alberi che crescevano su da anni sulla torre, poteva anche, diremo, eliminare quei rami che pendolano, che sono all'interno della torre, tirare via quel cuscino che fa schifo, e perché non so perché lo hanno lasciato, e tirare via anche tutti i cartelli stradali che sono da anni lì fermi, che non si sa perché sono ancora lì. Sarebbe da chiamare l'ufficio di segnaletica che li porti via. Ecco, grazie. Inoltre volevo dire se si potrebbe fare qualcosa del terreno di fronte alla sala del congresso del Porto Vecchio, pulirla e metterla a disposizione, diremo, dei triestini, perché siccome penso che il porto andremo avanti 20 anni, 30 anni, chissà quanto tempo, intanto di dare una possibilità ai triestini, di uno spazio, va bene, grazie, buongiorno. Assessore, che dice? Due temi. Sia lapidario, perché poi ho la pubblicità. Il primo, il signore è nominato direttore dei lavori, di uno dei prossimi lavori, perché ha imbroccato tutto, questo è l'albero, il cuscino, cioè, quindi molto attento e mi fa piacere, però io fortunatamente per me non mi occupo di lavori pubblici, quindi segnalerò che se è stato fatto un lavoro a metà o forse è stato dimenticato qualcosa venga fatto. Per quanto riguarda il Porto Vecchio, Porto Vecchio, i lavori che sono stati intrapresi a livello di sistemazione esterna sono importanti.
la strada principale di collegamento, la dorsale, l'abbattimento della Tripkovic è stato regolarizzato attraverso una sistemazione provvisoria e poi sapete che c'è questo bel progetto, no, in piedi. E poi iniziano i lavori, sono stati appaltati del grande viale, no, del viale monumentale, quindi sia, diciamo così, paziente, ma vedrà questi spazi rivitalizzarsi. Poi certamente nel Porto Vecchio ci sono ancora alcuni spazi degradati. Io mi auguro che, io sono giunto al sindaco, anche di fare qualche lavoro di bonifica, ovvero buttiamo giù le cose che sono decrepite lungo il passaggio del Porto Vecchio, perché chi vede nel percorso per raggiungere il centro congressi, ad esempio, no? Una cosa è vedere edifici di 150 anni fa che vanno riqualificati, una cosa invece è vedere dei ruderi che comunque non sono assolutamente recuperabili, oppure spazi dove ci sono erbe sono da recuperare certe aree. Da recuperare, insomma. Va bene, allora fermiamoci per qualche minuto, pubblicità, e poi torniamo in compagnia dell'assessore Giorgio Rossi. A fra poco. Nuovo in compagnia dell'assessore Giorgio Rossi. Buongiorno. In diretta, eccoci qua, assessore a cultura, turismo, grandi eventi di cui abbiamo già parlato. Allora direi di sfogare la telefonata così poi rispondiamo anche. Pronto? Pronto, buongiorno e buon weekend ad entrambi. Buongiorno. Volevo fare una domanda all'assessore, una domanda che riguarda il turismo però regionale. Quindi l'assessore non può rispondere personalmente di questo problema, ma visto la sua entratura, le sue conoscenze e la sua personalità potrebbe interessare l'assessore alla regione. Prego. Noi abbiamo nella regione Friuli Venezia Giulia abbiamo una grossissima anomalia. Abbiamo bellissime Alpi Carniche e fra le più belle Alpi Giulie esistenti, sicuramente migliori di quelle del versante sloveno, però non ci sono campeggi. L'unico campeggio montano organizzato è quello a Collina sotto il Collians, dopodiché non ce ne sono altri. Se io voglio esplorare col camper dormendo in campeggio organizzato e quindi registrandomi eccetera, e se voglio esplorare le Alpi Giulie sono costretto a entrare in terra slovena o attraverso il valico del Natisone o attraverso Nova Gorica o Tarvisio, e dal Basso Isonzo, diciamo da Nova Gorica fino a sotto il passo del Versic, e quindi nell'Alto Isonzo e nella Val Trenta ci sono almeno, li ho contati io, dai 14 ai 16 campeggi organizzati. In Italia nessuno, territorio italiano non ci sono. Questa è una gravissima anomalia perché questi 14 campeggi, conosco benissimo la zona delle Giulie, a Menadito come la mia casa, e sono sempre pieni, da giugno fino a fine settembre. E volevo una risposta generica che non c'entra appunto con la competenza dell'assessore. Grazie. Grazie a lei. Beh, interessante, È interessante questa domanda, ma io ho fatto da giovane il campeggiatore, andavamo in tenda a destra e a sinistra. I campeggi italiani erano quelli che erano, ma ho fatto anche campeggio in America, ho fatto campeggio in altre zone. Beh, non ti dico in America cosa sono, insomma, noi i campeggi americani sono cose di straordinario. Sono stati tantissimi anni fa in campeggio, poi sono stati non in campeggio, ma il signore ha ragione. Oggi, nonostante la nostra industria del turismo va alla grande e abbiamo risorse, abbiamo soprattutto risposte di qualità, ti immagini negli alberghi, nell'enogastronomia, adesso ci stiamo anche rimettendo a posto con, diciamo così, quelli che sono il cicloturismo che sta andando di moda. Ma io credo che la questione dei campeggi in Italia sia atavica a livello di carenza, perché anche quelli che c'erano non avevano certamente i servizi e le disponibilità di altri campeggi. Ad esempio, nei paesi stranieri io vedo
che se tu vai a campeggiare non è che sei attaccato a 30 centimetri uno all'altro, hai degli spazi molto più ampi, non ti dico in America chiudevano i campeggi, dico ma come si chiudono in questi campeggi e c'è il numero chiuso? Il numero chiuso, ma avevi, non so, 30-40 metri di distanza una tenda dall'altra, quindi è ragionevole l'osservazione. È un peccato perché se non il campeggio in tenda, ma il campeggio come fa secondo me con il camper il nostro ascoltatore, è una cosa che vale la pena fare, perché sai, per fare il campeggio in tenda bisogna essere molto sportivi, spartani e anche giovani, perché non so, una gente di 60-70 anni non va a fare il campeggio in tenda, perché è un po' scomodo. E parla di un'anomalia, no? È un'anomalia, una mancanza, no? Io ritengo che il problema sia anche la domanda e l'offerta, ragazzi, perché vedete, abbiamo un campeggio, no, che è sulla statale 202, no? Ma io leggevo è stato sempre un campeggio in sofferenza, sai a cosa mi riferisco, no? Sì. Il campeggio di la rotonda di Opicina, vai avanti, a destra c'è il campeggio. E di questo campeggio abbiamo sempre sentito parlare con grande difficoltà. C'è un altro campeggio, mi sembra, dove arrivi fino a Opicina, dove c'era l'ex albergo lì, quello da ristrutturare, sì. Dove i proprietari spesso hanno scritto al comune chiedendo il supporto, l'aiuto per fare determinate cose. Cioè vedo nei gestori del parcheggio una certa difficoltà. Evidentemente la difficoltà, diciamo, è anche strettamente economica, legata agli investimenti, no? Perché tu al campeggio devi offrire dei servizi eccellenti, la gente non è più abituata ad andare lì, far file, docce, un po' pulito, un po' sporco. Quindi ci sono campeggi che devono essere campeggi a 3-5 stelle, non a 1 stella. Quindi il nostro ascoltatore ha perfettamente ragione. Io ritengo che la risposta in termini negativi è anche legata a persone che probabilmente non intendono investire in quel settore. Ultima pausa pubblicitaria e poi abbiamo gli ultimi 25 minuti assieme all'assessore Rossi. A fra poco. Eccoci di nuovo in diretta in compagnia dell'assessore comunale Giorgio Rossi, grandi eventi, cultura, turismo e abbiamo tracciato un bilancio già importante. C'è subito una telefonata, assessore, pronto? Pronto, buongiorno. Gianni, Quasi vero? Gianni Buongiorno. Che parla. Buongiorno. Buongiorno dottor Rossi e grazie per tutto quel che la fa per la nostra Trieste. Lo faccio per voi, volentieri. Parlo perché conosco un po' la mia città. Qua se si sbaglia sempre dire che via Carducci è il torrente Chiave. Non è vero assolutamente niente. Il torrente Chiave è uno. Noi abbiamo 2 torrenti, il Chiave e lo Scoglio, parlando in italiano, se non si sta Becche e Cluj, ma lasciando questo, quando gli arriva tutti e 2, perché nasce tutti e 2 a Catinara, uno viene per via Giulia, certo, e uno viene diciamo, per via Cumano, roba del genere. E si incontra dove si incontra? E si incontra dove che c'è portici, i Volti di Chioggia. E certo, i Volti di Chioggia dopo quel non si chiama torrente Chiave, ma si chiama torrente Grande. Ma anche perché si chiama torrente Grande? Perché viene alimentato sia dal torrente Coroneo che dal torrente Ossenigo, affluenti. E tanti altri piccoli. Allora qua se fa un sbaglio vedo che sto sbaglio si ripete sempre, sia che parla il nostro sindaco, sia che parla la signora Lodi e sia che parla Tele4. Allora mi volevo dire,
conosciamo un pochettino queste piccole robette, ha ragione, perché visto che lei è della cultura, mi sono permesso, la sa, mi sono quel che parla sempre monade. No. Volevo dire questo, se puoi mettere una toppa su questo, se chiama Torrente Grande dopo i volti di Chiesa. Grazie Gianni, grazie. Gianni è, oltre a essere appassionato della sua città, è appassionato proprio di storia. Gianni, facciamo subito però una verifica. Esiste un bel libro che io avevo quando serviva per il mio lavoro nell'ambito dell'edilizia, che è stato edito dalla CEGA, dove c'è la mappatura di tutti i torrenti di Trieste. No? Adesso per curiosità andiamo a vedere come in questa mappatura la CEGA chiama l'ultima parte del torrente, quella che tutti appunto hanno chiamato il torrente Chiave, e che e che poi sfocia vicino alla Capitania di Porto, come ben sapete, e che attraversa l'ultima parte della via Carducci, poi passa, svolta a sinistra e va in mare. No? Quindi lui conosce molto bene le cose, dice che all'incrocio e Pozzi di Chioggia ci sono questi due affluenti principali, e poi addirittura, questo non lo sapevo, ce n'è un altro che viene giù da via Coroneo, quindi se viene giù da via Coroneo vuol dire che... Ho trovato una planimetria dei vari torrenti di via Fiumiciato di Trieste coperti, ma non riesco a ingrandir l'immagine purtroppo, ma promettiamo Assessore di fare un punto e di indagare. Chi sicuramente ne sa qualcosa, perché non so che fine aveva fatto, l'avrò depositato tra i miei documenti del mio ex studio. Se chiamate la Cegas, c'è una mappatura dentro, la mappatura dentro un bel libro in cui parla di tutto, di più, le altezze, le cose, tutte le problematiche, no? Perché poi quando li hanno coperti nascono problematiche riguardo alla loro portata, dove vengono. Se chiamate la Cegas dite: ma voi come avete mappato l'ultima parte del torrente, quello che dai Pozzi di Chioggia va in mare? Perché quasi tutti l'hanno chiamato sempre Torrente Chiave. E verificheremo anche noi. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, sono Franco Lega, Laudine Nord. Buongiorno signori, ai triestini e anche ai friulani. Allora, volevo dire, voi fate delle manifestazioni per guadagnare e per la visualità di Trieste, no? Ma se arrivano ancora degli extracomunitari che vi mangeranno la terra sotto i piedi, cosa servono queste manifestazioni? Che dovete spendere dei soldi per mantenere queste persone qui. Siete come il Titanic che stanno suonando mentre vanno a fondo, e quindi farete la fine di Monfalcone. Giorni fa il sindaco ha detto: no, ma li mettiamo in una caserma del Friuli Venezia Giulia. No, se li accettate non mettete nessuna forze dell'ordine in confine. Se li accettate, teneteveli lì. Adesso intervengo, adesso chiamo anche Federica, vediamo un po' se il sindaco, se gli tira le orecchie al sindaco a dire queste stupidaggini veramente le manda in Friuli. Ma teneteveli lì, che li fate arrivare, che li mandate da noi. È come far sesso con gli attributi degli altri. Va bene, grazie Franco. Grazie Franco, grazie. Un'altra occasione persa per stare in silenzio. Va bene, signor Franco, due cose le dico. Una, lei solleva un problema che è più grande di tutti noi e che stanno tentando di gestirla in vari modi, a livello nazionale, a livello regionale. A livello locale tutti ci stanno mettendo il loro impegno, è un problema che indubbiamente è complicato, va bene? Quindi teniamoli noi, teniamoli voi, eccetera, no? Non dico che è marginale. Seconda cosa, se Monfalcone si privasse dei magrebini, dei filippini, dei bengalesi, eccetera, no? E il cantiere di Monfalcone chiuderebbe, perché nessuno in grado oggi di fare questi lavori, che sono lavori di fatica, lavori pericolosi, lavori in cui ogni tanto qualcuno anche ci rimette le penne o si fa male. Quindi cerchiamo di stare attenti, perché evidentemente
ha dei contraccolpi la nostra economia, così come l'ha avuta e ce l'ha in tanti altri paesi. Oggi il problema è molto più complesso di quello che lei dice, perché naviga su quelli che sono oggi delle scelte europeiste, che devono in qualche modo tutelare le due cose, cioè i flussi controllati e nello stesso tempo quello che sono invece delle flussi incontrollati. Poi non parliamo del problema dei minori non accompagnati o quant'altro, che sono il vero costo anche per i comuni. Quindi attenzione a come parliamo le cose, perché non sono cose che possiamo risolvere da soli. Se vogliamo risolvere da soli non le risolveremo mai. E siccome ci sono molte persone che vogliono risolvere da sole e che non hanno capito che l'unica nostra tutela è l'unità europea, che non funziona, ci mancherebbe altro, almeno su quelli che sono stati i principi dei padri fondatori, allora cerchiamo anche di farci un esame di coscienza. Assessore, il turismo a Trieste, poi adesso con questa cosa che è successa per la motonave Audace si è parlato di turismo anche in tal senso, cioè di fornire il servizio migliore possibile al turista, che sia straniero, che sia italiano, che arriva a Trieste, Grado, insomma in regione. Come va il turismo in questo momento, considerando che credo che la risposta ce l'ho già, è stato un flusso costante di cui Trieste ha beneficiato sicuramente in questi ultimi anni. Il flusso turistico a Trieste è in continua crescita, per cui però se continua a crescere va anche controllata questa crescita, perché non può essere una crescita infinita. Noi non siamo una città che può, non so, ricevere 3 milioni di turisti, non abbiamo i mezzi e gli strumenti, né possiamo diventare come Venezia o come altre località che hanno un turismo di massa. Il nostro deve essere un turismo controllato e di qualità. Certo che da 5 anni, da quando io mi occupo di turismo, siamo saliti da 900.000 visitatori all'anno a 1.350.000 nel 2023 e il primo trimestre del 2024, che è quello che abbiamo in questo modo anche così controllato, è in ulteriore crescita di circa il 20%. Le crescite sono soprattutto di turisti stranieri che vengono dalla Germania, dall'Austria, Slovenia, Croazia, ma anche Stati Uniti, Ungheria, Polonia, cioè quindi è un flusso turistico che merita di essere gestito, perché porta un indotto straordinario per la città, anche perché appunto chi viene è economicamente disponibile, cioè quindi non c'è quello che poi viene, passa, sta 2 ore e se ne va via, no? Cioè è un turismo di presenza. Da dove lo vediamo? Anche un incremento che abbiamo avuto nella tassa di soggiorno, perché la tassa di soggiorno si paga se pernoti, se no non la paghi, quindi c'è un flusso che va e che viene e molta gente che pernota, e non pernota più per una notte, ma per 2 o 3 notti. Perché? Perché evidentemente alle spalle del flusso turistico c'è un'organizzazione, una spinta che è caratterizzata dagli eventi, perché oltre alle bellezze naturali della città, non è che non se ne parla, va bene, bisogna che tu proponi degli eventi, e poi noi proponiamo dei pacchetti degli eventi abbinati a quella che è la permanenza a Trieste, a quelle che poi sono anche le gite fuori porta e quant'altro. Quindi questo è certamente un fatto positivo, però che va controllato. Poi c'è il turismo invece che deriva dalla presenza delle navi, che diciamo così porta, per quello che riguarda l'autorità portuale, certamente un beneficio economico e quant'altro, perché le navi ormeggiano, pagano e quant'altro. Poi si sta anche considerando il fatto che comincia a far lavorare le nostre guide, i nostri mezzi, eccetera, cosa che all'inizio non era così ben chiara e attiva, che invece adesso c'è. Ma voglio chiederle un dato anche per mia curiosità, adesso non per criticare, ma davvero il crocerista che scende dalla nave a Trieste porta un indotto in termini di spesa? Perché molte volte si parla di questo, quanto veramente il crocerista che scende arriva a spendere, e io dico, ma spenderà limitatamente ai primi negozi che trova nell'immediato centro, non andando chissà oltre, perché magari dopo 2 ore torna in barca. Cioè, come funziona questa... Ma io non ho dati, premetto che non ho dati. Allora, neanche io non ho dati precisi, però faccio dei ragionamenti. Da un lato la crociera, come abbiamo detto, porta un'economia al porto,
all'autorità portuale, pagano il noleggio, fanno rifornimenti, eccetera. No? Dalla seconda arrivano in città e frequentano prevalentemente il centro, parliamoci chiaro. Non è che il centro bevono solo un caffè, acquistano anche in quelli che sono i nostri negozi. A mio parere a Trieste, ad esempio, mancano negozi di lusso. Tu dirai perché? Perché sì, perché il negozio di lusso sembra di no, ma tira molto. Andate a vedere nelle altre città, i negozi di lusso lavorano più dei negozi di media portata. La terza cosa però è che in qualche modo il flusso turistico porta, credo, un po' più degli anni precedenti anche lavoro per i nostri, diciamo, per le nostre realtà locali. Le guide perché anche. le guide, gli automobili, le corriere, eccetera. Ecco, su questo dobbiamo puntare, no? Terza cosa, arrivano e magari fanno la gita a Venezia, di qua e di là, no? Nei posti più, diciamo, pubblicizzati da quelli che sono le proposte che le varie case turistiche fanno a loro quando montano sulla nave. Noi dobbiamo invece intercettare questo flusso e tentare di fare dei pacchetti che siano pacchetti più riferiti alle attività del territorio, l'enogastronomia ad esempio, eccetera. C'è uno che vada a mangiare in Usmizza, che vada a vedere cosa, che vada sul Carso, conosca il territorio. Che conosca il territorio. Io credo che su questo si sta puntando, perché vedo anche dei segnali di esperienze di gente che ad esempio sul discorso dell'enogastronomia è molto legato, perché tu pensa su una nave che offerta ha. Cioè, innanzitutto ha un'offerta straordinaria dal punto di vista mangiare, del benessere, del fitness, poi hanno le case da gioco, ricordiamoci, quindi tentano di intercettare che restino all'interno, ma adesso io credo che il flusso turistico in qualche modo porta qualche beneficio, soprattutto, mi si dice, a quelli che sono all'interno delle navi le classi turistiche di un certo livello, perché ad esempio chi viene a mangiare fuori? Viene a mangiare fuori uno che va in un locale a mangiare il pesce e paga 100 euro per mangiare, non paga magari per un panino o di mortadella. Quindi si tratta certamente di un beneficio, è un beneficio che è una novità, perché non abbiamo da 20 anni le crociere, sono qualche anno che vengono, che va anche questo controllato e guidato. Se sommiamo tutte queste cose, diciamo che possiamo essere sicuri che c'è un percorso importante. E ricordo che appunto oggi siamo di fronte non più a un'attività artigianale del turismo a cui tutti hanno contribuito, ma proprio una vera e propria industria. E quando crei un'industria devi stare molto attento, perché evidentemente non puoi andare né sopra e né sotto quella che è la quota di produttività che l'industria che hai messo in piedi può sostenere. Io sono molto contento, ho visto anche che ci sono anche da parte della scuola ormai degli orientamenti, no? Nel far studiare la gente sul turismo, le lingue, ma soprattutto le attività economiche che il turismo porta. Quindi molti giovani credo che abbiano una possibilità di lavorare, di stare a Trieste lavorando in questo settore. Siamo agli sgoccioli, un'altra telefonata. Pronto? 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 Buongiorno, prego. Buongiorno, volevo dirvi al signor, no? Che parla del concerto, no? Sì. Abita in piazza Algerizzole per sentire cosa che fa, che casino. 10 giorni che la casa mi trema. Cosa che pare che sia un posto da fare concerti, in che si piende gente. Va bene, è chiaro. Va bene. Che se li porti anche il sindaco, che se li porti vicino a casa sua, non qua. Va bene, grazie. Sì, grazie. La signora guardi, lamenta l'inquinamento acustico. Vabbè, no? sai, la signora abita in via Giarizzoli, dove per 10 giorni ascolta i concerti e per 355 giorni a pace. Invece chi abita in via Carducci, in Corso Italia, in via Battisti, ha 365 giorni l'impossibilità di aprire le finestre perché per la movida, per il traffico. Se poi invece abiti
in via Torino, e allora ti butti giù dalla finestra. Signora mia, se 10 giorni, se per 10 giorni dobbiamo fare i concerti, li facciamo fare a Udine, dai, così poi sono più tolleranti i friulani. Allora, il tema ovviamente dei concerti, che portano anche tanti introiti chiaramente in città, perché poi la gente, parliamo di migliaia di persone, no? Migliaia di persone. Guarda, i Maneskin hanno portato un indotto di 7-8 milioni di euro, cioè, allora capisci? Non è male. Cioè, certo che se si chiede un po'... Io ho ricevuto anche una telefonata dagli abitanti di vicino dicendo cerchiamo di fare soprattutto alle prove con un basso livello sonoro, e mi sono occupato, mi hanno ringraziato, probabilmente l'hanno fatto, no? Ma è logico che una settimana, che poi sono 3-4 giorni, 2-3 giorni di prove il concerto, in qualche ora, perché non è che sono dalle 7 di mattina alle 10 di sera. Certo, se c'è un concerto, c'è un concerto. Lo stesso discorso vale se uno abita a Valmaura, in via Valmaura città, quando ci sono le partite di cartello o della Triestina o le partite di cartello da pallacanestro, cioè, ha delle serate in cui è meglio che stia chiuso in casa, perché non può uscire, non può parcheggiare, e c'è altrettanto così un disturbo della quiete pubblica. Bisogna anche essere un po' tolleranti, no? Se è in casa un bambino, no? E che ti fa casino e lo meni, non va bene, no? Cioè, devi lasciarlo, devi essere tollerante, perché così fa parte della vita, non sempre possiamo essere accontentati in tutto. La pazienza è la virtù dei forti. Comunque, Assessore, quando ero universitario e abitavo anche con diversi coinquilini, io ho conosciuto i tappi per le orecchie. Allora, magari io avevo l'esame, e invece il coinquilino faceva festa fino a tardi. Allora mi mettevo i tappi per le orecchie, e devo dire che è stato anche difficile toglierli dopo, cioè disabituarsi, perché ti isolano perfettamente, quindi allora, un consiglio a chi non vuole rumori è un'ottima soluzione. Abbiamo trovato l'antidoto, il prossimo faremo, non so, 10.000 tappi per le orecchie e li distribuiremo a tutti. Grande. Un'altra telefonata, credo che sarà l'ultima a questo punto. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Niente, volevo riallacciarmi al discorso dei migranti di prima, ma che ho ascoltato solamente di sfuggita, però ho sentito una cosa, e questo non dovrebbe essere un messaggio che passa, che l'assessore, che non conosco assolutamente, ha detto che praticamente abbiamo bisogno di questi migranti che lavorino per lavori disagevoli, eccetera, eccetera, no? Io ritengo che questo non sia vero. Ecco. Va bene. Sì, no, ritengo che non sia vero, ma siccome mi ascolto anche la TV, non sentivo bene. Anche perché i cantieri di Monfalcone, io sono triestina, e adesso abito a Monfalcone, i cantieri di Monfalcone sono nati, cresciuti e vissuti con operai nostri che lavoravano e hanno sempre lavorato. Adesso improvvisamente abbiamo bisogno di questa manodopera importata dal cantiere, dalla Fincantieri, per pagare la gente di meno, il che ha abbassato notevolmente il costo del lavoro, per cui la gente di qua non può andare a lavorare, a parte che non li prendono. Perché il nostro sindaco ha dovuto andare a parlamentare con le Fincantieri affinché assumesse anche manodopera locale. Va bene, proviamo a far rispondere l'assessore, che sennò poi mancano 2 minuti. Assessore. L'assessore telegrafico. Siamo all'inizio del 1900, 16 milioni di italiani emigrano in America, in Germania, in Belgio, in Svizzera, dappertutto, America del Nord, America del Sud. Se ne vanno perché evidentemente ci sono condizioni economiche che sono quelle che sono, e dove vanno? Fanno lavori umili, vengono accettati perché fanno lavori umili, fanno i lavori che in America quella volta non si facevano, lavorano nell'edilizia, in Belgio lavorano nelle miniere, e così pure in Svizzera. Passiamo agli anni 50 del dopoguerra, io scappo dall'ex Jugoslavia, vengo qui
e come tantissimi istriani veniamo inseriti, quindi noi non possiamo che baciare la terra che calpestiamo, quella di Trieste, perché veniamo accolti, va bene, e facciamo lavori umili. E poi ci riprendiamo e ognuno poi con le proprie famiglie cresce di volta in volta tra figli e nipoti. Arriviamo ai giorni d'oggi. Ai giorni d'oggi oggi abbiamo una generazione che evidentemente tecnologia, cultura, comunicazione, eccetera, no, ha trasformato in meglio, evidentemente, che ha altre esigenze, perché quando gli italiani lavoravano nei cantieri uniti dell'Adriatico non c'erano i telefonini, non c'erano esigenze, non c'erano i padri e le madri che li andavano come si dice, a coccolare. È un processo, va bene, diverso, culturale, perché adesso le madri coccolano, eccetera, e seguono molto di più i figli. Chi si seguiva 70 anni fa? Nessuno ti seguiva, eri per le strade. Quindi il mondo è cambiato. Questo mondo, in modo inudibile, va bene, è di fronte ad aspetti economici che sono importanti. Parlano gli addetti ai lavori e dicono che se tu oggi devi chiedere a qualcuno di fare il cameriere, il barista, questo, quest'altro, le prime cose che ti dicono, ti chiedono gli orari, se si lavora di domenica, quando si può andare in ferie, eccetera. Non fanno lavoro di sacrificio. Io vado nel bar, non dico quale, ma mi trattano da principe, sono delle bellissime figliole che avranno 20 anni e dico a che ora sei arrivata qui? Alle 6 di mattina. Non tutti sono disposti a farlo, tanto che anche nei bar vedi gente di colore, gente di altre nazioni. Quindi cerchiamo di stare attenti. È ovvio che noi non possiamo essere... Siamo proprio in chiusura, sì, non possiamo essere invasi, no? Ma se cominciamo a dire che portano via il lavoro ai nostri, non è vero, non è vero. Grazie, con questo Assessore. chiudiamo, ti ringrazio, grazie a tutti e soprattutto cerchiamo di essere così più elastici nella prospettiva che ci dà questa città, che è una città indubbiamente che ha un grandissimo futuro. Buona domenica a tutti, grazie per averci seguito.